giornata di sole, il giusto vento e la spiaggia di Jesolo si trasforma nella più bella palestra di aquiloni naturale per la 3 giorni di Jesolo Beach and Kite Festival, manifestazione internazionale la più grande d'Italia con oltre 200 piloti da tutto il mondo. Quest'anno parliamo di 2 chilometri di arenile interessato nella zona centrale di Jesolo, 200 aquilonisti da tutto il mondo, da 15 paesi, campioni francesi, campioni neozelandesi, 1000 aquiloni, davvero 3 giorni fantastici, 100.000 persone oggi in città, ne attendiamo altrettante domani, lunghe code, davvero bellissimo, famiglie, colori, un'immagine di Jesolo che vogliamo dare e che vogliamo sia l'avvio della stagione. Il cielo di Jesolo si è colorato di bellissimi aquiloni, alcune vere e proprie creazioni artistiche, impegnate in spettacolari evoluzioni. Oggi abbiamo la fortuna anche di avere il vento che ci aiuta e davvero penso che una cosa del genere difficilmente si sia vista a livello mondiale in altri festival, davvero in pochi altri festival, quindi siamo davvero fortunati oggi. Spettacolo assicurato nella spiaggia gremita di gente, ma anche nei diversi eventi collaterali dedicati ai grandi e ai bambini. Poi abbiamo all'interno dell'arena centrale, dove ci sono le esibizioni degli aquiloni acrobatici, i campioni del mondo in carica di volo acrobatico in coppia e anche in singolo, oltre che poi ai campioni europei e nazionali. Penso veramente un livello qui nell'arena centrale che difficilmente si può vedere in Italia. E in più abbiamo sempre i nostri bellissimi laboratori di aquiloni con i bambini. Oggi sono andato a vedere e ne avevano fatti quasi 1000. Le presenze a Jesolo, a Natale, Capodanno e durante il Carnevale fanno sperare in un inizio di stagione con i fiocchi. Apriremo con il Festival degli Aquiloni quella che è la stagione 2025, a seguire la Pasqua, e già i primi indicatori ci dicono che già il periodo di aprile con la Pasqua, il 25 aprile, il ponte del 1° maggio, vedono un trend di prenotazione in aumento rispetto all'anno precedente. Io sono fondamentalmente un ottimista e quindi credo che la stagione 2025 possa superare la 2024, che già leggermente aveva superato la 2023. Le prenotazioni in ambito alberghiero stanno già dando segnali positivi per la stagione e anche la questione dei lavori di ristrutturazione sul ponte Lueg, già segnalata nei mesi scorsi, sembra aver trovato ora una soluzione. La conclusione delle votazioni tedesche, che ha dato sicuramente una svolta positiva al governo tedesco, e quindi ci auguriamo che anche questo che avevamo visto come un problema possa essere forma positiva per il prossimo anno. La problematica Ponte Lueg, che avevo ripreso nei mesi precedenti, è stata parzialmente risolta grazie a un ampliamento del calendario di doppia corsia sul ponte, quindi non si viaggerà più sempre in unica corsia ma per 170 giorni nel 2025 avremo la possibilità di viaggiare in seconda corsia. Questo sicuramente non creerà quel tappo di viabilità che ci aveva particolarmente preoccupato. E saluto i miei graditissimi ospiti. Abbiamo Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo. Grazie sindaco anche lei di essere qua. Grazie anche a Gloria Paolon, sindaco di Segusino. Saluto anche il sindaco di Segusino, questi borghi meravigliosi che abbiamo, perché vale la pena sempre di vederli e di parlarne. Però partirei proprio dal sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti. Intanto complimenti sindaco, io non so chi ha avuto questa idea, ma è bellissima, perché i grandi diventano piccoli, i piccoli diventano grandi, cosa che succede rarissimo. Però vale la pena perché si capisce l'importanza di staccare la spina. Anche se a casa diranno, dopo aver sentito questi due servizi, ma allora sta povertà, sti problemi ci sono o non ci sono? Allora ascoltate la Mirella, sono due realtà completamente distinte. C'è quello che si può permettere di andare al mare, di andare in montagna, di fare delle vacanze anche piccole, e c'è quello che non si può permettere niente, non c'è più la via di mezzo. Allora sindaco, cosa ci racconta e ancora complimenti, prego. Grazie, intanto le buone idee solitamente non sono mai di una persona sola, quindi c'è un lavoro di tante persone che hanno costruito questo evento. Nasce ovviamente da un ragazzo che è Filippo Gallina, che è un trevigiano che avete visto anche nell'intervista, che ha la passione degli aquiloni, ha visto tanti festival in giro per l'Italia e per il mondo e ha detto mi piacerebbe farne uno
a casa mia nella mia terra veneta. Abbiamo colto questa idea 4 anni fa e la città pian piano ha costruito questo evento che è nato grande, fra virgolette, ma adesso è diventato grandissimo, quindi davvero una bella immagine, perché proprio il senso è proprio quello che ha detto lei, Mirella, ovvero questa condivisione fra generazioni, quindi tante famiglie, grandi, piccoli, nonni, tutti uniti, diciamo, da un evento veramente positivo che ha dato un bel messaggio. Avevamo 100.000 persone in città, quindi un dato che assomiglia a quello diciamo estivo, eppure è stato una 3 giorni tranquillissima, non è successo nessun tipo di problema o di altra cosa, quindi davvero una bella occasione. Per entrare nel tema che diceva lei, è vero, le complessità sono tante, pensavamo di essere usciti da un momento un po' difficile, adesso come spesso succede si presenta davanti a noi un'altra complessità, che è quella della guerra commerciale, dei dazi, tutte queste cose che da un lato sicuramente rischierà di creare ulteriori difficoltà nel mondo produttivo, quindi perdite di posti di lavoro e quindi altre persone che faranno fatica non solo a permettersi i lussi una vacanza, ma semplicemente a mantenere una casa. E dall'altro lato questo contesto crea incertezza, dubbi verso il futuro, e ovviamente in un clima di incertezza anche il turismo, anche tutte le attività ludiche rischiano di essere danneggiate, proprio perché se non c'è certezza del futuro, prima si guarda a mangiare e avere una casa e poi si guarda al resto. Ecco, nonostante questo comunque condividiamo un po' le osservazioni che ha fatto il presidente degli albergatori di Jesolo, rispetto comunque a un ottimismo rispetto ai mesi che abbiamo avanti, perché anche quelli che sono diciamo un'altra difficoltà di questo momento, un dramma, che sono le guerre che abbiamo nell'est Europa e in Terra Santa, dall'altro lato portano le persone ad accorciare il raggio della vacanza, e quindi fra virgolette comunque premierà le vacanze nazionali o comunque quelle diciamo vicine, quindi contiamo che questo contesto comunque aiuti il turismo balneare. Perché ne abbiamo veramente bisogno. Ecco, noi dobbiamo supportare le nostre aziende, le nostre attività, gli artigiani, i commercianti sono il cuore pulsante del paese, sono gli operai che lavorano, che hanno famiglia, sono tutte quelle persone che hanno veramente la volontà di farcela, però la politica, oltre a pensare alle poltrone, poi ne parleremo, avremo anche l'europarlamentare Flavio Tosi, segretario di Forza Italia, sentire come stanno le cose, perché io che ho le imprese ospiti qui, ieri avevo anche la Confapi, capite che non è un momento da stare tranquillo, e i sindaci sono in prima linea, ed è quello che invito sempre la Mirella, perché poveretti sono loro con una coperta quasi sempre molto corta, a parte qualche raro caso, devono risolvere tutti i problemi che la politica più alta non riesce a risolvere. Guardate che avete una patata di quelle veramente incredibili, vi hanno dato, senza via di scampo per voi, perché voi siete gli unici che i cittadini fermano, che vogliono almeno l'ascolto, e quello lo date. L'ascolto non costa niente, dovrebbero farlo anche i nostri politici quando non sono più sindaci, ma magari diventano anche qualcos'altro. Forse i sindaci che diventano qualcos'altro hanno le idee più chiare su quello che serve al territorio, indipendentemente dal colore politico. Adesso saluto anche la nostra Gloria Paolon, sindaco di Segusino. Guardiamo anche le immagini di Segusino, queste meraviglie che abbiamo, questi borghi bellissimi che abbiamo 2 passi da casa. Svegliatevi, ecco, io dico anch'io, non stai a imbaucarvi, uscite, andate fuori, partecipate, vedete che tutti i sindaci cercano di darvi qualcosa che è molto importante anche per la vostra sicurezza. Ha sentito, sindaco Paolon, cosa ha detto Christopher De Zotti? In questi giorni dove c'è stata allegria, tanta gente, non abbiamo avuto problemi di nessuna sorta per quanto riguarda la sicurezza. Allora ho ragione io che quando c'è tanta gente è difficile, se la gente è formata da famiglie, da persone in generale, non solo da ragazzini, ragazzi, perché sennò diventa una movida sfrenata. Ecco, la famiglia fa paura, perché la famiglia nota, sono in tanti, e questi ragazzini e ragazzini che cercano di alzare l'asticella si vede un po' con le spalle al muro. Avete sentito? Non è successo niente, solo divertimento. Prego, sindaco Paolon. Guardate che meraviglia di foto, guardate. Prego, prego, sindaco.
Ecco, sì, sono assolutamente d'accordo. Ecco, un po' questo tipo di turismo, di visitatori è un po' quello su cui anche noi puntiamo, chiaramente offrendo nel nostro piccolo delle cose diverse, delle gite fuori porta, delle escursioni in giornata. Abbiamo anche diversi cittadini che si sono messi in gioco, hanno aperto delle locazioni turistiche, dei B&B, e devo dire che il riscontro è buono. Ecco, come vedete dalle foto, noi abbiamo un paesaggio, diciamo, montano, comunque rurale, abbiamo dei borghi, e quindi sicuramente il tipo di turista è la famiglia o comunque il camminatore, l'amante dell'escursionismo. Ecco, quindi un turismo sicuramente sano, lasciatemi dire, un turismo propositivo, collaborativo, veramente che viene perché ama questo tipo di contesto. Sindaco Paolo, una cosa però che volevo chiedere è come cercare di dare risposte a quei giovani che a quell'età hai bisogno di tante cose, hai bisogno di evadere, hai bisogno di provare, come diceva un papà, un'adrenalina che delle volte fa molto male. Dobbiamo coinvolgerli e renderli protagonisti, magari facendo fatica, cercando di far capire loro l'importanza anche delle passeggiate, magari con i diversamente agili, come li chiamo io, con i diversamente giovani. Ecco, cercare di coinvolgere su temi che magari purtroppo con questa famiglia, che non è più la famiglia tradizionale, hanno perso un po' il valore della persona. Ecco, io penso a questi. Io so che abbiamo tantissimi ragazzi bravi, il problema è che noi dobbiamo parlare di quelli che non sono bravi per cercare di farli diventare così. Io non credo che siano cattivi, che siano di piccoli criminali, sono ragazzi a volte con vissuti terribili, sono ragazzi che non hanno famiglia, perché io penso che se avessero dei genitori che hanno questo nome bellissimo, forse non li troveremo in queste situazioni, e non è possibile che i genitori abbiano paura di questi ragazzini, e non è possibile difendere sempre l'indifendibile. Cosa dice Sindaco Paolo? Sì, questo è un tema abbastanza complesso. Credo anch'io che i ragazzi, anche quelli che sembrano problematici o comunque che danno qualche problema, credo che la chiave di lettura sia proprio quella del coinvolgimento. Ma la maggior parte delle volte è proprio un tema di eccesso di, come dire, energie che loro hanno bisogno a quell'età di sfogare da qualche parte, e probabilmente non trovano oggi quello che magari una volta si trovava, uno spazio, un contesto per poter, come dire, sfogarsi, passatemi il termine. E quindi la chiave di lettura credo sia proprio quella di trovare il modo di incanalare queste energie in maniera positiva e propositiva, e demonizzare o comunque puntare il dito, isolare questi ragazzi non è mai la strada giusta. A volte si può, credo sia più efficace, come dire, non dico tollerare, però magari darci il giusto peso e trovare dei modi per coinvolgerli, anche con delle attività che possono essere a servizio della collettività. Questa è sempre un'ottima strada, e coinvolgendoli in delle iniziative. È chiaro che è un lavoro difficile e vanno messe in campo tutte le forze a disposizione dall'ufficio, insomma, dall'ufficio servizi sociali, piuttosto che politiche giovanili. Ecco, è un tema su cui noi da sempre, cos'è che la preoccupa di più, Sindaco Paolon? Cos'è che la preoccupa di più in questo momento? Sono i servizi alla persona? Sono il disagio che vivono le famiglie? Perché con 2 stipendi ho un banco solidale oggi aperto, anzi ringrazio tutte quelle persone che anche ieri hanno portato di tutto al banco solidale, i volontari soprattutto, perché con 2 stipendi non ce la fanno. Questa è la verità del nostro paese, e questo fa molto riflettere. E quando io dico ma com'è la storia, Mirella, pago 500-600 euro di affitto o di mutuo, bollette, vai al lavoro, come fai? Ragazzi che crescono, scuola, io non so se si rendono conto cosa vuol dire vivere con 1.500-1.800, magari con 2 figli. La vita è diventata carissima. Cosa dice il Sindaco? Sente anche lei questa preoccupazione?
Allora, nel piccolo del nostro comune posso dire siamo una piccola isola felice perché abbiamo un'attività imprenditoriale molto attiva e quindi c'è molto lavoro. Io resto preoccupata per i giovani perché a volte vedo che comunque non trovano soddisfazione o non trovano la loro strada in quello che è magari un lavoro, come dire, classico, tradizionale, che può essere appunto anche in fabbrica. Probabilmente al giorno d'oggi non basta più, lo stipendio assicurato probabilmente non basta più per dare anche una realizzazione personale. È quell'aspetto che mi preoccupa un po', perché lì non c'è denaro che tenga, se non c'è la serenità personale, psicologica e soprattutto un senso di realizzazione o comunque di appagamento. E questo è un problema che viene da quello che dicevamo prima, quindi dal periodo di crescita, dalla famiglia e quindi mi capita di vedere spesso giovani che non riescono a portare avanti un lavoro, magari il lavoro c'è, parlo per noi, parlo per la nostra area, magari non riescono a tenerlo, non riescono a mantenere l'impegno. E questo è quello che mi preoccupa un po' di più, ecco. Allora sentiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo salutare il sindaco di Segusin e dirgli mi di Segusin con un bel ricordo, perché nel 52 mio papà ha tolto una casa a Domini e stavamo solo ai fornelli, che era il fornello a linea, e stavamo solo là. E se ne bella vacanza con bei ricordi, tante robe non mi ricordo, però andavamo giù sul piave, andavamo in acqua, perché tanto adesso delle volte passo, mi fermo, è un bel paese cordiale, se spende poco, è giusto ti spendi, sui mangiare, su tutto, è un bel paese, non vedete in questo, non vedi su, ma è un paese che ti fermi, ti senti subito a tuo agio, bravi, ho proprio un bel ricordo, dopo con una casa a quello, eravamo sempre là, davamo sul piave in giro, insomma, bravi, è un bel paese, io consiglio alle famiglie con i fiori, perché è tranquillo. E dopo al sindaco di Jesolo, bravi, perché è la manifestazione degli aquiloni è stata una roba indovinata, fatta con cervello, perché ti dà il cervello in tutto il mondo. Bravi, a parte che sei bravi perché mi davo nel 50 pensati il sindaco, quando chiedeva che non era niente. Adesso il sindaco, dal mio punto di vista, è il problema che aveva, sapete qualcosa? È che non c'è più spiaggia, il ha costruito troppo. E dove ti metti tutta la gente in spiaggia? Che non è, perché a Corte Asso c'è vignoso tutto, come al solito ogni anno Corte Asso e gente fa, dai mareggiati. C'è troppa gente, ma se giusto, e dove ti la metti che non c'è più spiaggia? No, gli esatti stringe, gli ombreoni, anche sugli alberghi, sulle robe, c'è tutti in pensiero perché non sa neanche di avere l'ombreone. Ma è un buon ben che ci sia tanta gente, però bisogna ti fare dire fuori che spende soldi, fare tipi di murati come Venezia, per salvare la sabbia, se no sul giro degli incani non è più. Caro sindaco, bravi che avete fatto una bella roba, se bravi perché avete fatto una delle spiagge più belle d'Italia. Bravi, se bravi veneti che lavora per il Veneto. Le auguro tutto il ben possibile. Ciao e buona giornata. Grazie caro Rinaldo. Sentiamo come risponde il sindaco De Zotti. Prego sindaco. Ma intanto ringrazio Rinaldo e saluto la collega di Segusino che ha una bellissima località e quindi complimenti anche a lei. Ma io vorrei dare una notizia positiva in realtà. Sappiamo che ci sono grossi problemi di erosione che riguardano Jesolo ma riguardano un po' tutte le spiagge della costa veneta. Siccome siamo veneti, come si diceva, di fronte a un problema proviamo a cercare una soluzione e spesso le soluzioni sono fermate dalla carenza di risorse economiche. In questo caso noi abbiamo sfruttato l'occasione del rinnovo delle concessioni demaniali che Jesolo ha concluso, è il primo
comune in Italia ad aver concluso tutte le procedure, e basandoci su una legge regionale che è la legge 33, che appunto disciplina le assegnazioni delle concessioni demaniali, i vari concessionari che hanno vinto le rispettive procedure hanno messo a disposizione del pubblico, proprio per diciamo, operazioni importanti di lotta all'erosione e di interventi strutturali, una somma che dovrebbe aggirarsi, adesso stiamo chiudendo gli ultimi conteggi, fra i 20 e i 24 milioni di euro, che è una cifra molto importante. Con questa, diciamo, dotazione finanziaria abbiamo già avviato un incarico a un professionista che entro l'estate dovrebbe darci i primi risultati, di fare una prefattibilità, ovvero provare a proporre delle soluzioni per l'allungamento della spiaggia nella zona est di Jesolo, che è quella che soffre in particolar modo il problema dell'erosione, e la realizzazione di diciamo, interventi che appunto prevengano l'erosione negli anni prossimi. Sulla base di questo procederemo poi a fare un progetto e a fare l'appalto e andare a realizzare i lavori. Ecco, questo è uno dei grandi obiettivi che per la fine del mio mandato, che sarà nel 2027, vorrei consegnare alla città, e quindi avere una soluzione impostata a questo problema e poter garantire anche a quella parte di Jesolo la fruibilità della spiaggia, e soprattutto a tutte le persone che vengono a visitare Jesolo in quella parte del territorio, che è una parte molto particolare, perché è quella meno densa, meno dedicata al turismo di massa come la restante parte della spiaggia di Jesolo, ma dedicata più a un rapporto ambientale, quindi a un turismo un po' più tranquillo, ecco. Sindaco De Zotti, lei fa parte anche di un partito importante, Fratelli d'Italia, che ha il governo. Soprattutto dobbiamo far capire, e io penso che Giorgia Meloni stia cercando anche di fare questo, non è semplice, perché stare all'opposizione è facile, governare è un'altra cosa, lo ha capito bene anche lei, la differenza tra fare opposizione e governare il nostro paese, anche perché l'ha preso in mano in un momento veramente difficile e particolare, e questo bisogna darne atto. Il problema è capire dove si vuole parare in questo paese, sindaco, con la politica. Allora, noi abbiamo un paese fragilissimo, non c'è niente da fare, questo è il paese. Lo dicono gli scienziati, lo dicono i ricercatori, lo dicono le persone esperte che danno da anni dei segnali cosa bisogna fare e come si deve intervenire. Però mi sembra, sindaco, che la politica, non da quando c'è lei sindaco, ci mancherebbe, ma in tutti questi anni abbia dimenticato quella che è la morfologia del paese, cioè investire su quelle che sono le peculiarità del paese, e questo non è stato fatto. Si è puntato molto al cemento, tantissimo al cemento, senza pensare che più avanti si andava, e questo vuol dire che abbiamo avuto non una politica illuminata, ma una politica solo di business, e metto dentro tutti perché non tolgo nessuno, senza pensare che più avanti si andava e più invece le persone chiedevano il green, la sostenibilità, il verde, le passeggiate, perché uno ha bisogno di staccare la spina anche con una natura che ti abbraccia. Vedo invece da parte di sindaci giovani, di nuovi amministratori giovani, invece questa volontà di percorrere questo percorso, di far capire l'importanza di investire sulla sicurezza del paese, sulla sicurezza del cittadino, o sbaglio, sindaco De Zotti? Ma intanto permettetemi di fare un piccolissimo commento politico. Secondo me la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta facendo un ottimo lavoro, che è soprattutto un lavoro di serietà e di trasparenza, nel senso che non si raccontano frottole o favole agli elettori e ai cittadini, ma semplicemente si mettono sul piatto quelli che sono i problemi, e ce ne sono, e quelle che sono le risposte oggettive, responsabili e trasparenti. E permettetemi, il vero cambio di passo secondo me è stato quello di riportare il paese alla realtà, dopo un periodo fatto di bonus, di soldi che venivano regalati alle persone.
e secondo me si è fatto un lavoro molto serio di spiegare alle persone che i soldi non si inventano, i 110% sono una misura che viene scaricata integralmente sulle spalle dei nostri figli, perché questi debiti saranno pagati da qua in poi da chi verrà, e che l'unico modo per tirare avanti un paese è lavorare. Ecco, questo credo sia il vero più importante messaggio che si è dato in questi anni. Rispetto a quello che dice, anch'io condivido il fatto che sia necessario costruire dei territori che siano a misura di cittadino. Questo è il lavoro che stiamo cercando di fare anche all'interno della nostra città. Cito qualche esempio: noi abbiamo investito molto sulla forestazione, quindi abbiamo recentemente concluso in un parco di 3 ettari nella nostra città, che era un parco sostanzialmente fatto di prati. Abbiamo messo a dimora 3.200 piante fra alberi e arbusti, creando un vero e proprio polmone verde all'interno di un quartiere residenziale della nostra città. Stiamo investendo molto sulle piste ciclabili. Entro Pasqua sarà pronta una nuova pista ciclabile del costo di 3,5 milioni, che collegherà nella parte est il paese, il centro storico con il Lido. La regione sta chiudendo anche questa prima dell'estate una nuova pista ciclabile lungo la laguna. Ne realizzeremo un'altra noi in centro storico a Jesolo Paese lungo il fiume Sile, appunto per dare una risposta sia cicloturistica che ai residenti, ecco. Ma stiamo investendo anche sul tema della famiglia. Noi siamo convinti che le città come Jesolo devono essere belle da visitare, quindi che offrano dei servizi ai turisti, a chi viene da fuori, ma soprattutto devono essere delle città che offrono dei servizi e uno standard di qualità adeguato ai nostri cittadini, perché una città dove si vive bene è una città che accoglie bene. Quindi abbiamo puntato ad esempio a un bonus natalità, bonus bebè. Noi da 4 anni eroghiamo un contributo che adesso ammonta a 500 euro a tutte le famiglie che adottano o mettono al mondo un figlio, proprio per supportare i primi mesi dalla nascita. Ma abbiamo avviato un altro lavoro importantissimo che si chiama Tavolo di Comunità, in cui abbiamo messo assieme tutte le associazioni, le parrocchie, le scuole, tutte le persone che hanno a che fare con i ragazzi, con i giovani, per cercare di condividere un modello anche di educazione e di messa al sistema di quelli che sono i problemi, ma di quelle che sono anche le soluzioni appunto per le nostre famiglie. Quindi stiamo lavorando molto sui temi che ha detto lei, Mirella. Allora, sentiamo anche la sindaca Gloria Paolon. Sindaco, o sindaco, non so, io chiamo sindaco, tanto non è lo o la, è la persona, a mio avviso, e quello che sta facendo. Quello che invece noto che c'è poca segnaletica anche sulle zone, diciamo, dove potrebbero essere di interesse culturale. Non so, le chiese, abbiamo i sacrari, abbiamo in giro un po' di tutto. Come mai non si pensa veramente che abbiamo bisogno anche dei percorsi, oppure le erbe molto alte che non ti fanno capire, perché quei soldi che avete, parlo sempre in generale, se sindaco, non è che parlo di Segusino, parlo sempre in generale. Ecco, dovete fare i miracoli, però io penso che abbiamo delle meraviglie che veramente sono i nostri paesi, i nostri borghi, che non conosciamo neppure noi, sindaco. Ma sa quante volte mi dicono: ma sai, Mirella, che hai fatto vedere quel paese, quella zona, che non sapevo neppure che c'era. Ecco, cosa vuol dire investire nel proprio territorio? E perché si chiama Segusino? Prego, sindaco. Allora, innanzitutto ricambio il saluto al collega di Jesolo e lo ringrazio per le parole spese per Segusino. Tante volte noi siamo convinti che Segusino magari non lo conosca nessuno, però proprio in queste occasioni mi rendo conto che forse è più conosciuto di quello che pensiamo, proprio per le sue peculiarità, ecco, che un po' ha accennato anche il cittadino che ha chiamato prima, l'ascoltatore che ha chiamato prima, e che ringrazio anche lui per le belle parole spese. Allora, tornando al tema originario della cementificazione, o comunque di un ritorno, ecco, a un contesto più agreste, se vogliamo, più campestre, come dicevi prima, Mirella,
Questa è una cosa che da noi diciamo, è successa in maniera molto naturale e automatica, nel senso che il nostro comune è sempre avuto questa vocazione. È vero che poi negli anni 70 c'è stato un grosso sviluppo dell'industria e quindi di conseguenza per forza una fase di cementificazione, di costruzione, però non ha mai perso la sua vocazione originale tradizionale di paese agricolo. È vero che oggi quello di cui parlavi adesso, quindi la manutenzione, la cura del territorio, banalmente dei sentieri, la segnaletica, tutte queste cose qua stanno in piedi e vivono grazie soprattutto e quasi ed esclusivamente all'associazionismo e ai volontari. Avete sentito? Non l'ho detto io, guardi che l'ha detto il sindaco. No, perché avete capito dove volevo arrivare. Prego, sindaco. È la pura verità, e io lo dico sempre e spero di essere abbastanza riconoscente con queste persone, cerco di fare il possibile per valorizzarli, perché noi davvero, poi qui parlo nello specifico per me, per noi, con le risorse comunque che abbiamo insomma contenute, viste le dimensioni del comune, ecco, cerchiamo di fare al meglio, ma cerco di quanto più possibile anche investirle proprio per permettere a loro di continuare con la loro attività. Noi abbiamo, oltre alla manutenzione del territorio, dei sentieri, della segnaletica, proprio adesso a maggio ogni anno organizziamo la giornata di pulizia sentieri collettiva, quindi chiunque può partecipare e veramente abbiamo una grossissima adesione. Ma oltre a questo le associazioni, i volontari fanno un'attività costante tutto il tempo dell'anno. Pensi che noi abbiamo le più grosse e più importanti manifestazioni che avvengono nel nostro comune, che portano centinaia di persone. Il presepio artistico, per esempio, ne porta migliaia di visitatori in un periodo di un mese. Sono tutte portate avanti da volontari che ci mettono davvero l'anima. Quindi, vediamo anche le immagini che abbiamo di Segusino, questa chiesa, queste piazze. Andiamo a vedere intanto che il sindaco parla, perché veramente merita. Prego, sindaco. Quindi forse anche l'accoglienza e il calore di cui parlava l'ascoltatore che ha chiamato prima, mi sento di dire che davvero sono conseguenze di questi nostri cittadini, di questi nostri volontari che si fanno davvero in quattro questo è il centro parrocchiale, ma si fanno davvero in quattro per accogliere chiunque arrivi in paese. Perché si chiama Segusino, sindaco? Ma ci sono diverse teorie in realtà, quindi non ce n'è, diverse ipotesi, non c'è nessuna di certa, per cui non posso dare una risposta certa. Comunque è un paese che, insomma, il primo insediamento, che era montano, diciamo nella parte montana, risale agli anni 1000. Attorno all'anno 1000. Pensate quindi la storia di questi piccoli paesi, di questi borghi. Sì, noi abbiamo 2 borghi, il borgo di Stramare e il borgo di Milies, che sono i 2 borghi più a vocazione turistica e più antichi, appunto, che sono molto molto particolari. Allora, sindaco De Zotti, quello che traspare e che ha detto bene il sindaco Paolon è l'associazionismo, cosa che tutti i sindaci cercano veramente di avere come supporto in un momento veramente particolare, perché basta alzare il telefono e i volontari arrivano, le associazioni arrivano per aiutare. Avete sentito anche questa raccolta che sarà fatta, ecco, molti si iscrivono. Vuol dire che la comunità, se crede in quello che il sindaco sta cercando di fare, si mette in prima linea, non è che si nasconda in casa. Certo che devono essere dei percorsi utili, però non possiamo dire che il cittadino non partecipa. Cosa dice, sindaco? Ma io penso che, come dice spesso il presidente Zaia, il Veneto dimostra nei fatti di essere la regione con il più alto tasso di volontariato e di cittadini che si mettono in campo nel terzo settore a tutti i livelli,
dalla sagra della parrocchia fino agli interventi nel sociale. Ecco. Sul nostro territorio abbiamo veramente una miriade di associazioni impegnate nel volontariato, anche e soprattutto di carattere sociale, e quello che io dico spesso è proprio il fatto che il pubblico, per come è conformato e per ragioni anche economiche, di disponibilità di bilancio, non riesce a far fronte a tutte le necessità che ci sono nel campo del sociale, dell'assistenza alle persone. E se non ci fosse un volontariato, un terzo settore, un associazionismo sviluppato come c'è nel nostro territorio, non riusciremo a garantire una qualità di vita ai nostri territori per quella che è l'assistenza a chi è meno fortunato, perché vive un momento economicamente sfortunato o perché vive la malattia o qualche altro disagio. Appunto non riusciremo a fare tutto quello che riusciamo a fare. Io vi faccio un esempio. Nel nostro territorio abbiamo avviato, in accordo con un'associazione del territorio che si chiama Just Friends Onlus, l'amministrazione comunale e l'ASL, un servizio sperimentale dedicato a ragazzi con disabilità, soprattutto di carattere cognitivo, per permettere a loro di vivere delle esperienze che altrimenti non potrebbero vivere nella quotidianità, legati ad esempio alla fruizione di attività artistiche, corsi di musica oppure di attività sportive. E la cosa bella non è tanto che abbiamo avviato questa iniziativa, che non ha precedenti probabilmente in tutto il territorio del Veneto, ma che i costi di questa iniziativa sono stati totalmente sostenuti da appunto questa associazione attraverso la raccolta benefica. E quindi è un messaggio straordinario, perché spesso ci fermiamo di fronte anche alla mancanza di risorse da parte del pubblico, e le risorse in questo caso arrivano dal privato. Ecco, io credo sia assolutamente indispensabile sostenere il terzo settore. Per fortuna i veneti vanno avanti a fare il volontariato a prescindere dai sindaci, quindi la cosa fortunata è che questo fenomeno nasce spontaneo. Quello che però gli amministratori pubblici devono fare, secondo me, è creare un contesto di condivisione e di messa a sistema di tutte le risorse, quelle pubbliche e quelle private, proprio perché o ci mettiamo in testa che da soli, ognuno nel proprio settore, non riusciamo a dare delle risposte soddisfacenti, e quindi dobbiamo mettere a sistema e condividere gli obiettivi, condividere il lavoro, e poi tutti assieme lavorare per lo sviluppo delle nostre società, delle nostre comunità. Pubblicità. Allora, sindaci, vi sto facendo vedere questo intervento della polizia locale per quanto riguarda il mondo delle fragilità e dei diversamente agili, come li chiamo io, con le barriere architettoniche, soprattutto i locali che devono essere accessibili, i negozi, i teatri e il cinema. Secondo lei, Gloria Paolon, si fa qualcosa per far capire l'importanza di far sentire queste persone normali? Prego, sindaco. Non la sento. Credo sì che siano stati fatti grossi passi avanti in questi anni. È chiaro che anche l'accessibilità poi dipende da una serie di fattori. Io mi auguro che continuino ad essere erogati contributi ai comuni, perché poi è sempre il comune che si deve, io parlo per gli edifici pubblici, quindi per quello che può essere di competenza di un sindaco, che continuino a essere erogati contributi per questo tipo di interventi, perché poi è tutto sempre sulle nostre spalle, e le strade, e l'illuminazione pubblica, i parcheggi, eccetera eccetera. I parcheggi, certo. E quindi sicuramente è un tema molto importante. Poi c'è anche un tema di conformazione del territorio, e chiaramente in un paese montano può essere un po' più ostico, ecco, per chi può avere delle difficoltà, in questo caso ambulatorie, però le soluzioni si trovano, e mi auguro che
si continui a lavorare in questa direzione. Ecco. Sentiamo anche il sindaco De Zotti cosa fare per questa grande comunità che abbiamo la fortuna di avere, di dare loro quella quotidianità che viviamo noi, specialmente anche con queste zone turistiche. Prego sindaco. Ma allora io penso sia fondamentale intanto lavorare per adeguare tutti gli spazi pubblici che diciamo sono stati spesso progettati e pensati decenni fa, quando non c'era una mentalità sensibile da questo punto di vista e non c'erano le norme. Quindi è fondamentale portare avanti un lavoro che deve essere progressivo, perché nel caso del comune di Jesolo noi abbiamo un piano di adeguamento alle barriere architettoniche di circa 10 milioni di euro fra edifici, pensiamo alle scuole, al municipio eccetera, e gli spazi pubblici. Evidentemente non lo si può fare tutto in un colpo perché le risorse non ci sono, però bisogna avere programmazione e portare avanti questo, ma soprattutto pensare la progettazione di tutti gli spazi nuovi in un'ottica di inclusione, ma pensata non come diciamo creare degli spazi per persone diversamente agili come dice lei Mirella, ma degli spazi che siano fruibili e accessibili per tutti. Come dice Beppe Vio, palestre per tutti, uguali per tutti, non dividendo. Esatto, questo credo sia il vero salto culturale che secondo me è già in buona parte fatto. Mi piace ad esempio citare una bellissima iniziativa che c'è a Jesolo, che è Nemo Beach, che è uno stabilimento balneare che si trova di fronte all'ospedale di Jesolo, realizzato in collaborazione fra l'azienda sanitaria e la società partecipata del comune di Jesolo, che è Jesolo Turismo, che è non solo uno stabilimento balneare che e anche un video mi ha mandato di questo, sindaco De Zotti. Noi dobbiamo vedere queste cose, se non ce le fate vedere come facciamo? Le manderemo anche questo, ecco, che non è semplicemente uno stabilimento come ce ne sono molti in Italia, fortunatamente, dove ci sono delle dotazioni, ad esempio le passerelle o ad esempio le carrozzine adatte per l'accesso sulla sabbia e in acqua. Ecco, queste ci sono, ce ne sono molte in tutta Italia, ma noi, e questo è probabilmente l'unico caso in Italia, abbiamo un modello che garantisce anche l'assistenza e il ricevimento e tutta la, diciamo, la consulenza a monte, proprio perché abbiamo un ospedale e l'azienda sanitaria diciamo, dà un supporto per vivere in totale tranquillità l'esperienza di una giornata o di una vacanza al mare. Ecco, questo credo sia un bellissimo segnale, proprio perché garantisce a tutti, a prescindere dalla condizione, la possibilità di fruire della spiaggia e del mare. Leone da Trebasele, che vai Leone? Ciao Mirella, grazie. Ciao. Saluto io. Allora volevo rivolgermi al sindaco di Jesolo. Allora, adesso la notizia di ieri era che il mese di marzo è stato il mese di marzo più caldo di sempre. E alla fine dell'anno hanno detto che l'anno scorso era l'anno più caldo di sempre, l'anno prima era l'anno più caldo di sempre. Voi che abitate lungo il mare, non vi preoccupate per l'innalzamento del livello dei mari? Perché io, che non abito vicino al mare, sono molto preoccupato. Perciò voi penso dovreste essere più preoccupati di me. Abbiamo visto che Donald Trump vuole la Groenlandia perché è previsto che si scioglieranno i ghiacciai e poi potrà andare a prendersi il terre rare. Però Trump non ha pensato che se quei ghiacciai si alzano alla Casa Bianca si troverà attacco. Non l'ha pensato, questo arrogante che sta facendo di tutto. Allora, siccome io ho delle idee, e Mirella lo sa, le mie idee, che se l'acqua del mare si alza, quello che dobbiamo fare è toglierla l'acqua del mare. Allora c'è il Mar Morto che è da riempire, il Mar Caspio che è da riempire, ci sono 1 miliardo di persone che non hanno acqua, che si può desalare l'acqua del mare. Allora, per desalare l'acqua del mare non bisogna adoperare combustibili fossili, si può fare con l'energia rinnovabile che non si inquina. Perciò acqua ne abbiamo bisogno di tanta, anche per fermare la desertificazione che è in atto. Perciò bisogna mettersi in testa che per stare all'asciutto bisogna togliere l'acqua dal mare. Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito le riflessioni di Leone che le fa spesso con questo innalzamento dei mari. Prego, sindaco De Zotti.
Se posso fare una battuta, che ovviamente è una battuta, stiamo cercando di lavorare per destagionalizzare e creare una Jesolo che lavori tutto l'anno. Se a marzo fa caldo, ovviamente questo ci aiuta a fare questo lavoro. Battute a parte, ovviamente siamo, non dico preoccupati, però siamo consapevoli di questo tema. Dopodiché io non faccio l'ingegnere, quindi lo lascio fare a chi di mestiere. Di certo proprio il lavoro che stiamo facendo, che ho detto prima, quindi cercare di trovare delle soluzioni strutturali al tema dell'erosione, ha sicuramente a che fare con questo tema, perché la questione ha due facce della stessa medaglia. Da un lato ovviamente la tutela della sabbia, quindi dell'interesse anche economico, ma dall'altro lato la spiaggia, l'arenile, è la prima barriera per tutto quello che sta a monte, quindi per tutte le attività umane, per le persone che stanno a monte della spiaggia, quindi è evidente che proteggere la spiaggia significa proteggere anche il territorio. Stiamo facendo anche una serie di altri lavori. Anche in questo momento abbiamo un appalto in esecuzione a 4,5 milioni per prevenire il rischio idraulico di una zona nel centro storico di Jesolo, una zona densamente abitata, abitano 3-4 mila persone, che storicamente soffre il problema degli allagamenti quando ci sono gli acquazzoni, che sono sempre più frequenti, e questo tema creerà delle grandissime vasche di invaso che preverrà il problema da qua al futuro e metterà in sicurezza le persone. Ecco, quindi ci stiamo lavorando al tema del rischio idraulico. Allora adesso andiamo a Vicenza, andiamo a vedere questo aumento IRPEF e poi ne parliamo con i nostri due sindaci. La guerra dell'IRPEF. C'è aria di battaglia in Consiglio Comunale a Vicenza, dove all'ordine del giorno compare la modifica regolamento aliquote addizionale comunale IRPEF 2025. L'opposizione di centrodestra si schiera compatta contro la manovra che ha definito il nuovo assetto del tributo. A sparare il primo colpo è l'ex assessore al bilancio di Vicenza, Simona Siotto, targata Fratelli d'Italia. L'amministrazione possa mai, dopo aver aumentato la Tari, aver aumentato il costo delle mense, aver aumentato il costo dei parcheggi, oggi annuncia anche l'aumento dell'IRPEF. È una misura che noi non accettiamo. Non accettiamo l'aumento delle tasse senza che ne segua anche e soprattutto un miglioramento nei servizi, un miglioramento nella vita dei cittadini. Il centrodestra dice no all'aumento dell'IRPEF, risorse che alle casse comunali possono tornare utili visti gli aumenti dei costi del sociale e i tagli ai trasferimenti statali, oltre che gli adeguamenti di spesa per i costi dei servizi. Ma l'ex assessore al bilancio, in cambio dell'aumento dell'addizionale IRPEF, chiede di vedere anche un adeguamento in meglio dei servizi offerti ai cittadini. Miglioramento che non vediamo e siamo sicuri che non lo sta vedendo Vicenza. Chiediamo all'amministrazione un ascolto maggiore delle necessità delle famiglie, delle imprese, del tessuto economico produttivo di questa splendida città. Questo modo di fare non ci corrisponde e siamo sicuri che non piace ai vicentini e non aiuterà Vicenza a superare questo momento difficile. Allora, Sindaco Paolon, come commenta queste parole, questo aumento IRPEF? Prego. Allora, non conosco adesso le aliquote del Comune di Vicenza, quindi non so l'aumento di quant'è, non so l'aliquota da cui si partiva, e quindi faccio fatica. In generale, diciamo, cosa ne pensa? Diciamo che allora, non è bello andare a pesare sulle tasche dei cittadini, non lo è mai. Faccio solo presente, vorrei spezzare una lancia, che veramente ci stanno mettendo in grossa difficoltà come comuni, come sindaci, come amministrazioni, perché non c'è stata un'inversione di tendenza sulla riduzione dei trasferimenti statali. Adesso c'è la nuova misura diciamo che prevede un taglio alla spesa corrente e quindi è giusto, diciamo, comunque cercare tutte le strade alternative possibili prima di ricorrere diciamo, al mettere le mani in tasca ai cittadini, quello sì. Quindi non so se ci sia stato questo tipo di attività prima di analisi e se effettivamente poi ci sarà anche un miglioramento dei servizi che insomma è giusto auspicare ed è giusto esigere da parte dei cittadini. Certo, i tempi non sono facili,
Certo. Sindaco Paolon, lei ha questa civica... non è semplice. Lei ha questa civica Insieme per Segusino. Cos'è che chiedono le persone che l'hanno eletta, le persone che credono in questo sindaco, che hanno riposto anche una forma anche di rispetto nel lavoro che è stato fatto e della conoscenza che c'era prima? Prego. Le aspettative, intende, dei cittadini? Sì. Ma io credo essenzialmente di continuare ad avere dei servizi che io ritengo siano buoni nel nostro comune, essendo un comune piccolo e un po' appartato, se vogliamo, no? In questa valle, quindi non logisticamente semplice magari per chi è un po' più in difficoltà nel muoversi, poco servito dai servizi di trasporto pubblico ad esempio, quindi cerchiamo di seguire molto le persone in difficoltà, cerchiamo di aiutare gli anziani, abbiamo messo in piedi questo servizio anche qui, e lo dico e lo sottolineo grazie a dei volontari che con un mezzo del comune si rendono disponibili ad accompagnare le persone che hanno difficoltà, che hanno diciamo difficoltà a spostarsi in auto per qualsiasi cosa, andare dal medico, fare la spesa, andare a fare delle visite e queste sono diciamo delle cose importantissime per continuare diciamo a poter vivere in questi comuni, altrimenti diventa necessario lo spostarsi verso i grandi centri e quindi lo spopolamento diventa inevitabile. Seguiamo i giovani, seguiamo il turismo, noi da diversi anni investiamo, sono pochi, sono tanti, non lo so, però per noi è stata una novità, diverse migliaia di euro per la promozione del territorio, per la cura del territorio. Diciamo che l'obiettivo primario secondo me è quello di tenere la gente, le persone, le famiglie, soprattutto anche con i bimbi, a vivere qui. Combattere lo spopolamento. Cosa diciamo non facile, sindaco, cosa non facile, ha ragione a dirlo e a puntare su questo. Teniamo duro, rimaniamo sulla soglia dei 1800 so abitanti. Che tenete duro, ma con quei pochi soldi che avete non so quanto potete tenere duro, l'ha detto anche lei, perché la richiesta è di tutti ed è quella perché il cittadino ha buon senso, quest'anno soprattutto sono i servizi alla persona. Giusy, vai Giusy. Giusy? Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora dico al sindaco che è tutto asfaltato, sindaco, piazze, supermercati, i parcheggi. L'acqua deve correre, naturalmente in qualche posto. Succede dappertutto, anche qui, i fossi intubati qui in campagna, che fanno tutti questi supermercati asfaltati. Non so, bisogna far meno asfalto, meno supermercati, sindaco. Ci sono 2 supermercati qui vicino, ad Osson, a 2 chilometri uno dall'altro, 3 andando fuori nel terraglio, il terzo. Ma non so, la gente spende soldi nei supermercati e nei grandi magazzini, come ho detto l'altra volta, che vendono solo stracci, ma devono comprare perché costano poco e dopo vedi che li mandano in Africa e in Africa succede che galleggia tutto nel mare e non so, non capisco più niente, bisogna fermarsi, sindaco, bisogna fermarsi perché siamo noi che produciamo tutto questa cosa che non si sopporta più. Non si sopporta più, sindaco, vi ringrazio. Abbiamo sentito le riflessioni di Giusy da Dosson, ecco, sentiamo il sindaco De Zotti, come si diceva prima, questa voglia di spazio, di aria, di verde, di acqua. Il nostro paese era fatto anche di questo. Poi il progresso, bisogna vedere quale progresso ha portato veramente a far sì che veramente le persone stanno riflettendo su un futuro migliore e diverso, specialmente i giovani. Prego, sindaco De Zotti. Sì, rispondo volentieri e con questo anche vi saluto perché purtroppo devo staccarmi. Anche perché abbiamo finito il tempo, sindaco. Ma allora io rispondo dicendo che sicuramente la questione è nota. Tra l'altro la Regione Veneto ha anche una legge molto ambiziosa sul consumo suolo
e tutti stiamo cercando di entrare in questa mentalità. Fra pochi giorni porteremo in Consiglio Comunale una variante generale al piano di interventi, sostanzialmente il piano regolatore, che comincia a invertire la marcia rispetto al piano regolatore storico di Jesolo, e quindi cominciamo a dire chiaramente il messaggio che invece che lavorare per l'espansione dell'urbanizzazione cerchiamo di preservare i territori vergini, e quindi questo è il primo messaggio importantissimo, e lavoriamo piuttosto negli ambiti già consolidati. Ecco, questo credo sia un messaggio che va proprio in questo senso. Anch'io condivido il fatto che continuare a creare centri commerciali o supermercati nei nostri territori non sia una risposta, per tanti motivi, in primis anche per dare una risposta giusta e corretta ai nostri piccoli imprenditori. Ecco, quindi mi sento di condividere quella che è la riflessione della signora. Ovviamente dobbiamo anche renderci conto che delle città vivibili hanno bisogno anche di infrastrutture che siano fruibili, ecco, quindi bisogna trovare il giusto equilibrio fra tutte le esigenze. Senta, Sindaco De Zotti, l'ultima domanda è puntare molto di più anche sulle colonie. Noi abbiamo famiglie con bambini che hanno il diritto e il dovere di staccare la spina, non è che lo deve fare solo il bambino benestante. Ecco, come si può fare? Perché noi dobbiamo pensare ai diversamente giovani, non portarli solo durante la stagione estiva, ma a staccare la spina anche nei mesi invernali. Abbiamo delle meraviglie, abbiamo le cure termali. Perché non puntare e aiutare anche queste realtà? Non è che possono stare sempre nelle RSA e parcheggiati là e via, perché io avrei piacere di diventare diversamente giovane anche con altri servizi. Sindaco, io lo so lei, ma io veramente ci terrei, anche perché sono rette che sono altissime, e dovremmo anche capire che anche qua la politica dovrebbe dare più servizi, perché parliamo di 3.000 euro al mese, cioè non è, io capisco che c'è il personale, tutte le cure, però ragazzi, guardate, sono 3.000 euro al mese con stipendi e pensioni di 1.200-1.600 euro. Prego Sindaco, poi la lascio. Io credo che gli amministratori a tutti i livelli devono porsi due questioni fondamentali. Una è quella della denatalità e l'altra è quella del progressivo invecchiamento della nostra popolazione, che quindi cambierà molto i modelli sociali dei nostri comuni. Ovviamente c'è il tema di chi non è autosufficiente, quindi il tema dell'LSA, dei costi eccetera, e dopo il tema di chi invece è anziano ma gode di fortunatamente salute e di autosufficienza. Ecco, sicuramente dovevano aumentare, come dice lei, i servizi a favore di queste fasce della popolazione. Ad esempio Jesolo ha dei servizi attivi in questo senso. Noi organizziamo anche durante l'anno, anche nella primavera, ad esempio delle gite per il nostro centro anziani verso le terme, quindi Abano Terme, Montegrotto, in queste località, proprio per dare anche la possibilità di godere di momenti di comunità, di stare assieme, di svago, ludici, proprio perché invecchiare non significa essere costretti a stare a casa o fare una vita ritirata, ma poter continuare giustamente con anche la pensione, che è il frutto di una vita di lavoro, e per chi invece non ha la possibilità, con un sostegno da parte del pubblico, la possibilità di continuare una vita che è fatta anche di vacanza e anche di momenti ludici. Infatti ho avuto il sindaco di Abano Terme proprio ieri o l'altro ieri, ed è d'accordo anche lui su questo, che dobbiamo aumentare di più questa sensibilità verso queste fragilità, perché stiamo parlando di fragilità, perché a 80-90 anni, ecco, diventi fragile come un bambino di 5 o 10 anni. Perciò mi raccomando, sindaci, crediamo molto in voi, cercate di tenere, ecco, sopra veramente e sempre in mente queste figure che ci hanno fatti diventare grandi e forti. Sono stati loro, non noi di sicuro. Loro hanno lavorato molto di più di quello che facciamo noi, anche se tutti lavoriamo tanto, ma penso che queste figure meritano il doveroso rispetto e far loro staccare la spina. Grazie veramente al sindaco De Zotti, grazie Christopher De Zotti di essere stato con noi. Grazie, sentiamo come ci saluta Gloria Paulon, sindaco di Segusino. Sì, concordo con le parole del collega.
i due temi. La denatalità, purtroppo io non sono così convinta che sia un tema su cui parlo come un sindaco possa intervenire più di tanto. La cosa che mi fa piacere è che ho notato che qualche famiglia con bambini piccoli o comunque che ha avuto bambini piccoli ha scelto di venire a vivere da noi, quindi forse diciamo, ecco, offrire un contesto a misura di famiglia, a misura di bambini, ecco, può essere la chiave. È chiaro che poi se per motivi diversi, che io non credo siano solamente economici, si sceglie di fare meno figli, questo è un tema molto molto ampio che va contestualizzato appunto in un periodo sono dell'idea che non sono solo i soldi, Sindaco, ha ragione. Sono convinta anch'io, ha ragione. Forse noi donne riusciamo a capire, ecco, forse siccome siamo noi che li facciamo i figli, che non è solo un problema economico, perché veramente dove ci sono credo pochi che soldi... a noi donne al giorno d'oggi venga chiesto molto, direttamente o indirettamente, e quindi a un certo punto si deve fare, dico, una scelta che non è esclusivamente economica, e questo lo dico con convinzione. E è un diritto anche della donna quello di volersi comunque mettere alla prova in altri ambiti, e quindi è difficile combinare questo e quello, quindi la necessità, tra virgolette, di avere nuove generazioni che crescono, e anche la necessità per la donna di potersi, diciamo, esprimere, potersi realizzare e insomma essere allo stesso, considerata allo stesso livello, no? del sesso maschile. Grazie, quindi Sindaco. è un tema molto complesso, molto attuale secondo me. Grazie a Gloria Paolon, Sindaco di Segusino, di essere stati con noi. Pubblicità. Allora, in attesa che si colleghino gli ospiti, spero bene perché non è così semplice come si pensa, andiamo a vedere cosa sta succedendo anche nel lavoro, perché continuiamo a sentire i drammi. Andiamo a vedere questo servizio Dramma Lavoro Francenigo. Andiamo a sentire. La comunicazione è stata che nell'arco di 2 o 3 mesi non sarebbero state più erogate altre commesse, e essendo questo il cliente principale tra gli altri, ovviamente sono stati fatti delle valutazioni in merito al fatto di portare avanti l'azienda oppure no. E questo ovviamente è un passo pesante per tutti. La perdita di quella commessa, cruciale per il proseguimento della sua impresa, era diventata evidentemente un macigno per Lino Rosada, 57enne di Francenigo, trovato senza vita domenica mattina dal padre. Un gesto estremo, quello dell'uomo che lascia attonita un'intera comunità dove era molto noto, e sotto shock le sorelle Maria Assunta e Katiuscia. Proprio Katiuscia, accanto a Lino, portava avanti da decenni l'attività familiare specializzata in schede elettroniche. Il committente, una multinazionale americana con sede in Germania, aveva trasmesso la sua comunicazione a fine marzo. Da lì la decisione per fratello e sorella di voltare pagina. Si è discusso insieme sul nostro futuro, se era sostenibile o no portare avanti l'azienda, e abbiamo deciso di comune accordo che il passo sarebbe stato quello di chiudere e di rimetterci in gioco, però con un'attività da dipendente. Insomma, mio fratello aveva già diversi colloqui, e fra l'altro anche in questi giorni, e quindi non ho mai avuto nessun segnale che potesse avere un crollo così. È un fulmine a ciel sereno. Il 57enne probabilmente già viveva un periodo di fragilità dopo la morte della madre. Le sorelle stanno affrontando tutto con estrema dignità.
c'è tanto dolore e non ho la minima intenzione di lanciare accusa contro qualcuno o sicuramente di andare a mettere il dito contro qualcuno. C'è un grande dolore che dobbiamo sopportare. Non vogliono strumentalizzazioni, Catiuscia e Maria Assunta. I dazi, per essere più chiari, non c'entrano nulla. Credo che le decisioni dell'azienda siano state ben più pregresse di quello che sta facendo ora la politica americana. Restano il ricordo del fratello molto attivo nel volontariato e appassionato di aeronautica e un messaggio a chi sta vivendo un momento difficile. La cosa che bisogna fare è parlare, non aver paura del giudizio degli altri e di chiedere aiuto, perché c'è sempre qualcuno in ascolto e sempre qualcuno che può aiutare. È sensibile, sì, perché era molto sensibile, molto attento alle piccolezze che ti capitavano, sempre presente, una persona anche garbata che sapeva stare al suo posto e rispettosa di tutti. Allora intanto un grande abbraccio da tutta la grande famiglia di Rete Veneta e di Media Nord-Est, a questa famiglia, a queste sorelle, al papà, per questa morte. Io però volevo fare una riflessione con voi. Io ho il Banco Solidale e queste figure di persone che hanno perso l'attività ne ho. Vengono a prendersi la borsa della spesa. Io cerco anche di capire se hanno bisogno di qualcos'altro assieme ai volontari per fare un certo ascolto. E ne stiamo attenzionando 3. Perché quello che vedo, c'è una pacatezza che mi fa molta paura. C'è una riservatezza e c'è una tristezza di fondo che voi non avete idea cosa noi vediamo. Ecco, io vorrei far capire l'ascolto, come dicono le sorelle, chi avrebbe mai immaginato questa maschera che riescono a mettersi queste persone nel non far capire la disperazione che c'è dentro questa mente, la perdita della dignità di uomo. Mi diceva, guarda Mirella, un signore proprio mercoledì, non ho più niente, ho perso anche la mia dignità. Vai a fargli cambiare idea, tu vai a fargli capire quanto bene invece noi vogliamo a queste persone, che cerchiamo in qualche maniera di aiutare, siamo in tanti come dicono le sorelle. Il problema è farli arrivare da noi. Pensate che queste persone che noi stiamo attenzionando non si sono rivolti ai servizi sociali. Qualcuno li ho anche, ve li ho fatti anche vedere, perché hanno voluto anche testimoniare i loro ringraziamenti, non tirandoli per la giacca. Ma forse anche questo fa capire che non sono soli. C'è una piccola comunità che sono i banchi solidali, le associazioni di volontariato, che li stanno attenzionando, che cercano di dargli quel minimo supporto di ascolto e di attenzione che non hanno da nessuna parte. Loro dicono, i sindaci delle volte mi dicono, noi facciamo, ma non è che noi facciamo, voi dovete andare a trovare queste persone. Quando io dico che serve un censimento delle fragilità, non è che lo dico a caso, perché i politici, i banchi solidali, io non ne vedo mica, non vedo pochissimi anche amministratori. Ecco, questo mondo del volontariato, che come avete sentito anche i sindaci che ho avuto ospiti questa mattina stanno cercando di tenere alto, di far capire che se non ci fosse loro sarebbero in grossi guai. Poi quando giro la medaglia non è proprio così. E noi diciamo, che fine faranno queste persone? Pensate, perdere il lavoro, perdere quel rispetto che hai di te stesso, della tua persona, di tutto il lavoro che hai fatto in tutti questi anni, vederlo proprio svanire come neve al sole, perché non è più arrivata è accettata questa proposta di lavoro, questa commessa che non arriva più. Vi ricordate che ogni tanto ricordo tutte quelle vittime che abbiamo avuto di piccoli e medi industriali, di artigiani? Forse qualcuno si sta dimenticando questi segnali che hanno dato e dove siamo arrivati, perché è arrivata la crisi. Ecco, io non vorrei che con questi dazi, con questa crisi che sentiamo,
tutti i giorni che vediamo, perché sapete, aspettare che passi la crisi con 6-7 mila euro al mese è un discorso, aspettare che passi la crisi senza servizi alla persona, con nessun centesimo in tasca, avere 45, 50, 55 anni e non essere più collocato in nessuna parte perché nessuno ti vuole, questa è la realtà, credete alla Mirella. Mi fa rabbrividire. Ecco, io spero, questa mattina ho anche l'europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia, che ringrazio, Flavio Tosi, grazie veramente Tosi di cuore di essere qui. Grazie a voi, buongiorno. Grazie di far capire anche l'importanza dell'ascolto. Noi abbiamo bisogno che qualcuno ascolti. Ecco, io non vorrei che ritornassimo a dei numeri che abbiamo avuto noi in passato, ma anche recentemente, di persone che con le loro attività non ce la fanno più. Quando sentiamo la possibilità di tutti questi numeri di posti di lavoro che si rischia di perdere, ecco, mi fa rabbrividire. Allora sentiamo cosa mi dice Flavio Tosi, che ringrazio veramente di essere qui con noi a Sveglia Veneti. Prego, segretario. Allora, è chiaro che questo è un momento difficile perché prima c'è stato il Covid, esci dal Covid, arriva la guerra in Ucraina, perché praticamente è coincisa la fine dell'emergenza Covid con l'invasione russa di Putin contro l'Ucraina. Nel momento in cui forse si va verso una trattativa per la pace, nel contempo c'è anche la guerra in Israele, e dopo adesso ci sono i dazi di Trump, non si sa esattamente quale sarà il punto di caduta, ma è chiaro che tutte queste situazioni assieme creano un danno alle imprese, quindi alle famiglie, enorme, perché il potere d'acquisto nel momento in cui c'è un'inflazione determinata dall'aumento del costo dell'energia, perché comunque quando ci sono le guerre le bollette crescono sempre, i dazi di Trump che finché restano e finché sono in quella misura comunque generano l'inflazione, perché aumentano il costo dei prodotti, e lo stesso poi ovviamente se non si arriva a miti consigli l'Europa farà nei confronti degli Stati Uniti, quindi metterà i dazi sui loro prodotti, quindi alla fine ci rimettiamo tutti su una guerra commerciale di questo tipo. E quindi siamo in una situazione oggettivamente molto molto difficile, il potere d'acquisto è calato, in realtà questo risente di politiche di austerity che in Europa sono andate avanti per parecchio tempo, perché 15 anni fa il prodotto interno lordo dell'Europa e degli Stati Uniti era paragonabile, il numero degli abitanti, siamo un po' più noi di loro, in realtà siamo di più noi di loro, dicevo il PIL complessivo era paragonabile, oggi il PIL americano rispetto a 15 anni fa il rapporto con l'Europa è di quasi il doppio, quindi è chiaro che gli altri paesi, la Cina pure, sono andati avanti con crescita e quindi con il potere d'acquisto delle famiglie che si è adeguato ai prezzi e al momento economico, e invece in Europa, in Italia peggio poi che nel resto d'Europa, perché noi abbiamo un rapporto debito-PIL peggiore, quindi abbiamo meno possibilità di indebitamento, abbiamo una serie di costi per il debito che cannano sullo Stato e quindi poi diventano tasse, quindi vanno sulle famiglie, perché appunto siamo anche uno dei paesi più tassati d'Europa, quindi è un momento estremamente complesso. L'auspicio, perché in questo momento bisogna solo vedere come andranno le cose, è che con due possibili sbocchi positivi che dovrebbero arrivare, però finché non ci sono, che è la fine della guerra in Ucraina da una parte e una pace doganale con gli Stati Uniti dall'altra, si dovrebbe respirare finalmente e quindi far ripartire l'economia nostra e loro, perché anche gli Stati Uniti da un punto di vista dell'economia in questo momento non vanno bene, e quindi la scelta di Trump sui dazi è dettata da quello, è dettata dal fatto che anche lui aveva l'economia in rallentamento e ha pensato che i dazi potessero essere la soluzione. Non lo sono, perché in realtà ci si fa del male, però diciamo ha scelto quella strada. Se appunto la guerra commerciale finisce e finisce anche la guerra in Ucraina, allora può ripartire l'economia, perché cala anche il prezzo finalmente dell'energia, perché appunto è collegata, e allora forse appunto si comincia anche per le famiglie italiane a tirare un po' il fiato, perché in effetti il potere d'acquisto in questi ultimi 2-3 anni è drammaticamente diminuito. Senta segretario, una cosa che volevo chiedere, lei se è arrivato dove è arrivato, ecco, sono battaglie che lei ha vinto candidandosi, prendendo le preferenze
e sapendo anche cosa vuol dire fare politica. È partito da militante, poi è arrivato sindaco, è andato in regione. Non le sembra che abbiamo bisogno di meritocrazia, di mettere su poltrone veramente, specialmente in questo momento così delicato, visto che fra poco andremo a votare, delle persone preparate che meritano, non perché appartengono a quel cerchio magico o figlia di, nipote di, o avvocato con tanti soldi o notai. Abbiamo persone, e ne abbiamo tante, lei lo sa che ne abbiamo veramente, siamo nati in un paese dove la creatività è nel DNA. Ecco, forse capire che in questo momento abbiamo proprio bisogno di persone competenti che riescano a portarci fuori dal tunnel. Perché sa, noi che sentiamo anche tutta questa politica che guarda alle poltrone, ecco, in particolare anche certa politica che non ha dei numeri e vuole dettare le regole del gioco perché si sente onnipotente. Lei sa benissimo a chi mi rivolgo, ma non voglio far polemica, ci mancherebbe. Sembra che dovrebbero essere un po' più miti, un po' più calmi, e non è detto che all'ultimo momento, perché a te non comoda più le regole del gioco che hai sostenuto fino all'altro giorno, vuoi cambiare il mondo. No, noi non vogliamo cambiare il mondo. Noi vogliamo solo persone che sappiano tirarsi fuori da questo tunnel maledetto che non vediamo mai la luce. Le tasse continuiamo a pagarle sempre di più, una burocrazia che si strozza. Pensi, guardi segretario, dovete fare qualcosa, ma è mai possibile che il mondo del volontariato debba girare col commercialista e pagare per fare il volontario? Ma le sembra una cosa normale? Questo è un fallimento della politica in generale. Cosa ne pensa, segretario? Allora, sulle due questioni, sull'ultima è vero, e fra l'altro ahimè è stato anche questo governo, perché non ha posto rimedio, quindi la maggioranza della quale anche noi di Forza Italia facciamo parte, perché è un governo di centrodestra che sia rispetto al terzo settore che rispetto anche al mondo dello sport, quindi l'associazionismo in generale. Siamo andati a mettere delle regole burocratiche rispetto alla contabilità, ai contratti, a dover rendicontare tutto, anche quando evidentemente un'associazione di volontariato non è in grado, perché appunto altrimenti dovrebbe prendersi un commercialista che l'accompagna giorno per giorno. Però appunto questa è una responsabilità anche, non solo, ma anche del nostro governo, perché appunto ne facciamo parte come tutto il centrodestra, dove appunto rispetto al mondo dell'associazionismo si sono mandate in vigore delle norme che erano state pensate da tempo, erano continuamente rinviate, perché erano anni che venivano rinviate, e purtroppo si sono mandate in vigore dietro pressione del Ministero delle Finanze, che vorrebbe tutto tracciabile e rendicontabile. Però sappiamo che nel mondo del volontariato e dell'associazionismo c'è anche chi ti dà una mano, perché te la dà appunto, senza contratto né niente, ti dà una mano perché appunto lo fa volontariamente. Ci sono delle forme di contrattazione semplificate che sono sempre state applicate, proprio perché appunto altrimenti spendi più di burocrazia di commercialista che non rispetto all'attività di volontariato sociale che fai. Però ripeto, purtroppo su questo anche il nostro governo, ripeto nostro perché ce ne facciamo parte, ha sbagliato nel mandare in vigore delle norme che potevano e dovevano essere lasciate nel cassetto, perché vanno ad appesantire una situazione che appunto, come dicevamo prima, è già pesante di per suo. Per quanto riguarda invece la questione della competenza e della capacità di chi amministra la cosa pubblica, le strade sarebbero due: una ottimale che non passerà mai, e poi l'altra evidentemente il voto dei cittadini. Io dico quella ottimale che non passerà mai perché nel momento in cui tu ponessi, e sarebbe giusto, perché per dire, se uno vuole entrare nel pubblico impiego in base al ruolo messo a concorso si richiedono dei requisiti. Nel privato uno può assumere chi ritiene come meglio ritiene, perché è roba sua privata, ma nel pubblico per accedere alle varie funzioni della pubblica amministrazione tu devi avere il diploma anziché un certo tipo di diploma, anziché la laurea anziché un certo tipo di laurea, una certa professionalità. Quindi nel pubblico impiego, per raggiungere determinati livelli, devi dimostrare una competenza e una preparazione acquisita sul campo. Si dovrebbe, ma non succederà mai, si dovrebbe applicarlo anche alla politica, cioè a chi va a coprire ruoli di governo sia a livello locale che a livello regionale che a livello nazionale, dire: se tu non hai questo tipo di esperienza non vai a fare un determinato altro ruolo.
o non vai a recuperare un certo ruolo, ma questo non passerà mai, perché dopo ti scontri contro l'ondata demagogica populista che dice chiunque indistintamente deve poter andare in qualsiasi ruolo della politica, con dei danni, perché poi appunto ci vanno persone incompetenti e quindi fanno i danni, però non passerà purtroppo in Italia questo tipo di concetto. Quello che può esserci e che tutto sommato è cambiato, perché se ricordiamo, poi ognuno la pensa come meglio crede, ma i grillini nel 2018 diventarono di gran lunga la prima forza politica del paese e diventarono la prima forza politica dicendo noi scardineremo la politica, noi siamo l'antipolitica, e mandarono in Parlamento un esercito, perché ne mandarono centinaia. Vediamo se, eccolo qua, se ritorna il collegamento. Non sentiamo più la voce. Non sentiamo più la voce. Non so se c'è l'altro ospite, perché non mi dite niente. Vorrei sapere se c'è l'altro ospite. Mi sentite? Niente, dobbiamo ancora fare il collegamento. Mi sentite? Adesso sì, segretario, prego. Eccolo qua. Dicevo che quella volta i grillini mandarono centinaia di parlamentari, non tutti, ma la grandissima parte dei quali non avevano la benché minima esperienza amministrativa, ma proprio zero. Per questo dico adesso invece, perché così è, l'elettore e l'elettrice guardano di più il fatto della competenza e della capacità di chi amministra, perché poi nei momenti di difficoltà come questo, nei momenti di crisi, uno cerca anche di affidarsi a persone di cui appunto si può fidare. E quindi adesso il voto mi pare più analitico, cioè guardano chi votano in maniera magari meno superficiale di come è stato in passato, dove una parte dell'elettorato ha votato solo per protesta, solo per la cosiddetta parte. Allora, abbiamo sentito, va via la voce ogni tanto, segretario, provi a parlare, vediamo se la sentiamo. Eccolo qua Flavio Tosi. Senta segretario, una cosa volevo dirle, mi hanno chiesto di chiederle. Loro vorrebbero un Flavio Tosi prima che diventasse europarlamentare, nel senso che si faceva più sentire anche in questa battaglia a livello anche regionale con altre forze politiche. Qualcuno dice ci manca il Flavio Tosi più combattente, lo sentiamo poco, ecco, e questo poco non fa bene a Forza Italia, perché Forza Italia dovrebbe crescere. Cosa dice a queste persone che mi hanno chiesto di farle questa domanda, che vorrebbero che ci fosse di più il Fabio Tosi più combattivo quando era, prima di diventare europarlamentare? Ecco, un po' più di energia in Forza Italia per contrastare anche le altre forze politiche, perché questo è quello che vogliono sapere, vogliono avere la forza della politica in base a quello che si vota. Cosa dice, segretario? Che è vero, lo capisco, è che purtroppo devi cercare di far fronte a tutti i vari impegni e alle responsabilità, perché nel momento in cui vieni eletto all'Europarlamento, l'europarlamentare lo devi fare, cioè non è che vieni eletto e poi a Bruxelles, infatti sono a Bruxelles in questo momento, non vieni mai, devi appunto svolgere il tuo ruolo nelle commissioni, in aula, cercando di portare a casa i risultati, perché poi è più silente la cosa, perché appunto appare meno, ma i risultati per modificare, migliorare, talvolta anche cambiare radicalmente le decisioni che sono state prese qui a Bruxelles in passato, appunto devi essere qua per incidere. Dopo sono appunto coordinatore regionale di Forza Italia, adesso ho un impegno aggiuntivo che mi ha chiesto il partito, che è quello di seguire il Trentino Alto Adige fino a dopo le elezioni comunali, perché là votano, sapete che hanno l'autonomia, loro votano il primo turno il 4 di maggio e il ballottaggio il 18 di maggio. Quindi per una fase, per un mese o due, ho anche un impegno aggiuntivo di dare una mano al Trentino Alto Adige, appunto di crescere, di rafforzare Forza Italia, perché evidentemente lo scopo è questo. Quindi è vero, chiedo venia, io cerco di essere il più presente possibile ovunque sul territorio. Capisco anche appunto che questo è un momento dove ci sono una serie di impegni che si accavallano, però io cerco di fare il mio dovere così come mi hanno insegnato, quindi in questo momento
il mio primo dovere, per il quale sono anche retribuito. Ma anche voi avete i colonnelli, dovrebbero essere i colonnelli che nel momento che Flavio Tosi è da un'altra parte dovrebbero uscire, perché la storia insegna, purtroppo siamo così tosi, che la pacatezza in politica non paga mica, essere silenti, moderati in politica non paga. Ho sentito anche Giuseppe Conte, anche lui ha iniziato a alzare la voce, a urlare, perché in Italia funziona così, Tosi, non c'è niente da fare, la storia insegna e lei sa bene di cosa parlo. Bossi è diventato famoso con le uscite, le esplosioni che faceva, Pannella lo stesso e tanti altri. Poi abbiamo avuto un periodo di democristiani e socialisti moderati, però in questo momento la pacatezza, e anche Trump lo dimostra. Ecco, Trump che difende le multinazionali è riuscito ad avere i voti dei poveri. Capite bene come funziona in politica. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Ciao Milena, grazie, sono un soldato semplice. Allora voglio fare una domanda a Tosi, penso che in questi giorni qua, mai come in questi giorni qua, si sente l'importanza che può avere l'Europa se fosse come soggetto vero reale unito, no? Nei confronti dell'America, dei grandi problemi che stiamo vivendo, ma si sente anche l'importanza di avere istituzioni reali, funzionanti e non istituzioni che speriamo che arrivi. Non basta essere europeisti, ma serve un'Europa reale già adesso. La mia domanda è visto il fatto che Tosi vive, non dico quotidianamente, ma sostanzialmente vive dentro l'Unione Europea, nel Parlamento, quali sono non le sue speranze, ma le sue sensazioni sul fatto che l'Europa possa in breve tempo diventare realmente un soggetto vero e reale? Perché mi penso che le industrie, le aziende hanno bisogno sia dell'Europa ma anche di una realtà che alza il telefono, là mi risponde e fa delle decisioni, non di avere una speranza che tra un anno, 2 o 4 che sia un'istituzione. Siccome che vado a casa sento molte persone parlare ma non riesco a avere il polso, lui che è dentro l'istituzione, qual è la sua sensazione sul fatto che l'Europa possa veramente diventare un soggetto reale e che non resti sempre l'araba fenice che chissà se arriverà mai. Grazie e buongiorno. Grazie Vladimiro. Allora, prima di rispondere a Vladimiro da Rovigo con Flavio Tosi, ecco, io vi presento un altro ospite gradito che è l'avvocato Giuseppe Incardona, che fa parte dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, che ringrazio di essere qui, avvocato, perché faremo vedere al coordinatore di Forza Italia Flavio Tosi quello che stiamo facendo tutti assieme, questa cittadinanza attiva che si sta muovendo per salvare tante vite, per cercare di far capire l'importanza di questo airbag. Allora andiamo a vedere subito il servizio, poi andiamo dall'avvocato Incardona e poi sentiremo Flavio Tosi e risponderemo anche a Vladimiro da Rovigo. Andiamo a vedere l'airbag obbligatorio dove stiamo raccogliendo le firme. Gli ultimi dati che abbiamo in mano, rispecchiati proprio dalla provincia di Treviso, l'anno scorso 62 erano i morti, in provincia e ben 15 con le 2 ruote. Cosa significa? Che ben il 25% è mancato con le 2 ruote. Un incidente mortale su 4 ha visto come vittima un centauro, e questo nonostante l'infinita serie di campagne di prevenzione e sensibilizzazione contro l'alcol e stupefacenti per chi si mette al volante, ma anche l'uso del telefonino mentre si guida. Infatti oggi più che mai i motociclisti convivono quotidianamente con le disattenzioni dei conducenti di altri veicoli e la caduta o l'impatto in corsa è la causa principale della mortalità sulle 2 ruote. Ecco perché da tempo è in atto una raccolta firme per una legge europea sull'utilizzo di tutte airbag salvavita che sabato 6 aprile approderà anche all'interno dell'Odissea di Spresiano. Gli incidenti, ripeto, ci sono sempre stati, ahimè ci sono ancora, ci battiamo da sempre perché questo diminuisca in maniera molto significativa. Un tempo erano i rottami delle auto incidentate fuori dalle discoteche, oggi è la raccolta firme per rendere obbligatorio un dispositivo salvavita sulle 2 ruote. Tra gli aderenti all'iniziativa anche il sindaco di Spresiano, mentre sono stati invitati tutti gli altri amministratori locali della Marca.
ringrazio, tanto per dire qui, che sia anche di esempio poi per tutte le discoteche, diciamo, dell'Adriatico, e volevo cogliere l'occasione per vedere anche se l'assessore, l'avvocato De Checchi di Treviso, il sindaco di Treviso quella sera possa venire qui in discoteca. Questo perché? Perché ci sentiamo in qualche modo inalberati. Ancora da settembre la città di Treviso ci aveva promesso di portare al Consiglio Comunale l'approvazione della mozione dell'obbligo airbag da portare a Bruxelles, da portare a Strasburgo, e sono 7 mesi che è calendarizzata, ma siamo sempre all'ultima ruota del carro. Allora, avvocato, abbiamo veramente un referente politico importante dove vogliamo arrivare noi con le firme che stiamo raccogliendo per l'airbag obbligatorio ai motociclisti da portare in Europa. Prego, avvocato, cosa vorrebbe chiedere a Flavio Tosi, a questo europarlamentare, a questo coordinatore anche regionale di Forza Italia? Sì, io naturalmente parlo come tecnico legale convenzionato dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, che ha il polso della situazione, proprio partendo dalla estrema fragilità dei conducenti mezzi che, avendo 2 ruote, vivono in costante equilibrio, molto spesso vittime non solo dell'imprudenza altrui, ma soprattutto, devo dire, del difetto manutentivo delle strade che su larga scala affligge l'intero nostro paese. Questa esposizione determina tutte le vittime di cui abbiamo i numeri, ma soprattutto un danno sociale estremamente rilevante. Diciamo che in Italia più volte si è cercato di approcciare a questo problema con varie proposte, ma queste proposte poi sono rimaste lettera morta, ma abbiamo degli esempi importanti. Quello più importante di tutti è il caso virtuoso di Cipro, dove vengono stanziati dei fondi che consentono appunto una detassazione e una incentivazione all'acquisto di questi dispositivi che sono importantissimi perché riducono del 90% i rischi conseguenti a una caduta. Il problema è che l'alto costo di questi gilet con airbag, il cui costo varia normalmente tra i 300 e 1000 euro, rendono di fatto inaccessibile l'acquisto per molti utenti della strada che chiamiamo motociclisti. Vediamo anche che in diversi stati europei c'è una incentivazione che non solo legata all'acquisto, ma ad esempio ci sono delle compagnie assicurative che offrono un premio da pagare inferiore per gli utenti che acquistano e utilizzano le motociclette con l'utilizzo di questi dispositivi. Questo è un incentivo indiretto, ma che è un grande vantaggio in termini di utilità sociale. Segretario, aspetti avvocato che sentiamo anche, facciamo anche un po' di dibattito con Flavio Tosi per capire se si unirà a questa grande battaglia che stiamo facendo. Stiamo girando le città, i paesi con questa raccolta firme, coi familiari italiani, questa associazione che non confondiamola con altre, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, e salutiamo anche la sua presidente, Giuseppina Cassaniti, questa donna molto tosta che è andata in Parlamento anche pochi giorni fa per far capire l'importanza di quello che stiamo dicendo. Prego Tosi. Intanto mi permetto una domanda, perché appunto prima di essere come sono oggi in Commissione Trasporti e in Parlamento Europeo, perché qua sono in Commissione Ambiente e Commissione Trasporti, a Roma ero in Commissione Trasporti come vicepresidente. Quindi la domanda è: il dispositivo è brevettato, omologato, cioè a che punto è da un punto di vista del poterlo utilizzare in Italia o in Europa, al di là poi del fatto che venga reso obbligatorio? Avvocato? Sì, ci sono naturalmente ogni Stato ha una regolamentazione in materia di sicurezza che è proprio, però per quanto riguarda l'Italia diamo per scontato che probabilmente alcune aziende devono ancora perfezionarlo, perché esistono 2 tipi di airbag, uno che è collegato con un cavo alla motocicletta e quindi
cui si stacca il corpo dalla motocicletta, e l'altro invece che è munito di sensori. Se in alcuni stati, quali la Francia e la Spagna, i gilet con airbag sono obbligatori per le forze di polizia, evidentemente hanno superato tutti quei controlli di omologazione che consentono e obbligano anzi l'utilizzo alle forze di polizia di questo sistema. Se nei Gran Premi viene utilizzato ed è obbligatorio la partecipazione alle gare solo se si è muniti di dispositivi di questo genere, evidentemente i requisiti di omologazione sono stati superati. Poi entrare nel dettaglio è una fase credo successiva rispetto alla necessità di sposare la causa della sicurezza, che consente, qualora utilizzato e imposto direi, consente un grandissimo risparmio economico anche nei servizi sanitari che vengono prestati ai feriti in conseguenza di cadute e al danno sociale che deriva dai decessi conseguenza del mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza come l'airbag. Per Tosi, cui, prego, dobbiamo correre perché il tempo è tiranno. Prego, Tosi. Allora, e dopo devo rispondere anche a Vladimiro, che era una domanda interessante. Allora, io dopo vi mando un messaggio con un riferimento di una mail che è quella, non la mia, perché appunto questa è materia, come ha giustamente precisato l'avvocato, come ho visto anche io prima, nazionale, cioè ogni paese sulla sicurezza stradale agisce come ritiene, tant'è che è appena stata varata una revisione del codice della strada, la seconda in breve tempo. Quindi vi mando un riferimento dove, se potete mandarci della documentazione, e il riferimento sarà quello dell'onorevole Paola Boscaini, che è vicepresidente della Commissione Trasporti oggi, in mia vece, diciamo, mi ha sostituito in quel di Roma, perché era la prima dei non eletti dopo di me, e quindi volentieri, se io vi mando la messa e trasmettete la documentazione rispetto soprattutto appunto al percorso fatto in Francia, perché se in Francia le forze dell'ordine già lo utilizzano, vuol dire appunto che ci sono dei paesi europei che hanno già affrontato, omologato e addirittura reso obbligatorio per una categoria il dispositivo. Se ci mandate appunto della documentazione, volentieri io dopo mando un messaggino all'emittente con la mail di onorevole Boscaini. Questo premesso, risposta invece a Vladimiro. Allora, sui tempi, questa è la sfida e la scommessa. Perché appunto c'è bisogno di più Europa. Il modello efficiente a cui tendere, oggi sono due modelli efficienti, uno da non prendere mai in considerazione e uno invece a cui tendere. Quello da non prendere in considerazione è la Cina, ahimè è efficiente, ma è efficiente perché non è democratica, è una dittatura ormai fintamente comunista, perché il comunismo, va a capire poi cosa che c'entra, è diventato una dittatura capitalista molto anomala, democrazia zero, tutela del lavoro zero, tutela ambientali zero, quindi è competitiva perché non rispetta le regole, non applica regole e anzi calpesta i cittadini all'occorrenza. Sapete tutti i casi, dovevano fare delle dighe, spostano la gente, devono fare infrastrutture, spostano la gente. Da noi c'è un confronto democratico con le comunità, da loro le persone sono numeri, li spostano, li usano come meglio credono. Quindi dicevo, la Cina no. Gli Stati Uniti è il modello a cui tendere, non tanto la questione Trump, il modello organizzativo. Gli Stati Uniti sono 50 stati, hanno una popolazione di poco inferiore a quella europea e ogni Stato ha una fortissima autonomia perché ognuno ha il suo codice penale, quindi ognuno ha la sua autonomia sulle cose di competenza statale, ma per quanto riguarda il governo federale poi c'è, come dimostra Trump, che sia condivisibile o meno, ma Trump ha dimostrato come può funzionare la loro macchina federale. Oro sia sono molto veloci, è un potere forte centrale che rispetto alle sfide esterne agisce con grande efficienza. Quindi diciamo quello è il modello a cui dovrebbe arrivare l'Unione Europea, quindi non come adesso che hai il Parlamento Europeo, la Commissione Europea, il Consiglio Europeo, che sono tre organismi diversi con meccanismi di funzionamento diversi e devi mettere d'accordo tutti e tre per fare arrivare approvazione a un provvedimento, quindi un meccanismo lentissimo, ma lo è appunto, e condivido quello che diceva Vladimiro, perché l'Europa non è Europa. Se l'Europa fosse un vero governo federale che funziona, tu dovresti avere un presidente europeo eletto dai cittadini europei, un governo europeo eletto dai cittadini europei e quindi un qualcosa che in queste materie di cui stiamo discutendo decida subito e prontamente il nome per conto dei governi europei. Ci si arriva. Allora questa è la sfida, perché l'Europa o ci arriva o perdiamo, perché appunto rispetto a due mondi molto competitivi e in questo momento purtroppo anche più aggressivi come l'America di Donald Trump,
per poter competere devi sburocratizzarti, velocizzarti, per arrivare a questo bisogna che i singoli governi, in particolare siamo i grandi stati, noi la Spagna, la Francia e la Germania, perché ovviamente facciamo 2/3 abbondanti dell'Europa da soli, questi 4, e allora in questi 4 devono dire dobbiamo lavorare in questa direzione, cedere sovranità, perché per fare la difesa unica devi cedere sovranità, per fare un modello burocratico unico devi cedere sovranità, per fare un sistema sociosanitario unico, uniforme, devi cedere sovranità, per fare un sistema fiscale unico devi cedere sovranità, ma se fai questo, allora appunto, come diceva Vladimiro, diventi competitivo perché hai un ente centrale rapido che adesso invece deve parlare con 27 teste diverse e ogni volta mediare con questo, quell'altro, st'altro, poi c'è il paese piccolino che si mette di traverso e blocca tutti. Quindi ci si arriverà. Allora, la mia impressione è che bisogna arrivarci, altrimenti economicamente soccombiamo. Se questo lo capiscono i 27, in particolare, ripeto, i 4, Germania, Francia, Spagna, Italia, e allora finalmente sarà un passo in avanti decisivo verso un'Europa vera. Allora, sentiamo l'avvocato Cordova come interpreta anche le parole di questa situazione anche un po' imbarazzante per la politica, una parte della politica che aveva riposto molte attenzioni, sto parlando dalla parte del governo attuale, su Trump, e adesso qualcuno sta rivedendo il tutto, che siamo molto preoccupati per i numeri, come abbiamo sentito, del rischio di perdita di lavoro, aziende soprattutto quelle piccoline, quelle che veramente sono il nostro know-how, sono la nostra creatività, faranno fatica a resistere. Avvocato, cosa dice? Cosa vede? Io ritengo che è chiaro che il rischio di recessione è un rischio che il nostro paese è un paese che nasce dalla recessione, è un rischio che è sempre incombente nei vari strati dell'Italia, specialmente al sud, per cui prima ancora di fare previsioni di questo genere, ma preferirei attendere effettivamente gli sviluppi di provvedimenti di natura economica che possano avere delle ripercussioni nel sistema, per cui ritengo di poter essere ottimista, viste le scelte politiche compiute dal governo nella materia e il modo con cui si sta approcciando l'Europa a livello internazionale e specialmente nelle sue interlocuzioni con il governo americano. Poi è tutto un divenire. Sentiamo che abbiamo un avvocato ottimista questa mattina. Aspettiamo un momentino prima veramente di strapparci i capelli, anche se è molto dura, glielo posso assicurare, avvocato. Io ripeto, il Banco Solidale oggi è aperto e capisce cosa vedo. Vedo persone che lavorano e che non riescono ad arrivare a fine mese lavorando, perché lavorando si rimane lavoro serio, quello vero, quello che si fa a fatica. Tosi, domani la consulta dirà quello che veramente ha deciso di fare sul terzo mandato alla richiesta del presidente De Luca. Cosa si aspetta? Andremo a votare nel 2025 o nel 2026? Prego Tosi. Allora, sono due aspetti distinti, poi mi scuso ma vi dovrò lasciare perché abbiamo una riunione fra qualche minuto. Già finito anche il tempo, tranquillo Tosi. Benissimo. Allora, dicevo, sono due aspetti diversi, perché il fatto che ci possa essere o meno un terzo mandato appunto lo decide la consulta, bisogna vedere se decide di dire si può concedere e a quel punto è la maggioranza, il Parlamento che decidono di concederlo, oppure se la consulta si esprimesse, poco probabile, si esprimesse dicendo che il limite di mandati è incostituzionale, quindi non può essere messo e quindi va tolto tout court, e quindi il terzo mandato diventerebbe automatico. Quindi bisogna vedere come si esprime la consulta. La consulta ha tre possibilità, quindi: uno, dire va bene così come siamo e quindi conferma il limite dei mandati; due, decida il Parlamento se toglierlo o metterlo, e quello appunto la maggioranza che c'è a Roma, anzi quasi tutto il Parlamento ha detto che vuole il limite dei 3 mandati, oppure potrebbe spingersi, ma ripeto è molto improbabile quest'ultima ipotesi, a dire il limite dei mandati è incostituzionale, va tolto. Però ripeto, la terza ipotesi
che è quella che consentirebbe a tutti i governatori uscenti di ricandidarsi ancora, la dubito molto improbabile. Premesso questo, la data delle elezioni è altra questione. La data delle elezioni è altra questione perché è vero che lo statuto, la legge elettorale del Veneto prevede che in Veneto si voti fra il 15 maggio e il 15 giugno. Il punto è che se tu applicassi questa norma, così com'è, da una data di elezioni ipotetica la scadenza naturale sarebbe il 20 settembre prossimo, metti di andare a ottobre perché altrimenti di fare la campagna elettorale in agosto, ma l'altra volta si vota in quel momento, poi c'era il Covid ed era l'unica finestra plausibile. Adesso puoi appunto magari allungare di un mese o due. Se applichi la legge elettorale del Veneto allunghi di 7 mesi. Quindi bisogna vedere, uno, tant'è che è stato fatto un quesito, formulato un quesito al Consiglio di Stato, chiedendo al Consiglio di Stato se prevalga la norma regionale rispetto alla norma quadro nazionale e soprattutto se si possa dilatare un mandato di 7-8 mesi rispetto alla normalità. Quindi la data delle elezioni dipende da un'altra valutazione che principalmente è in mano al Consiglio di Stato, che appunto deve esprimere un parere rispetto alla possibilità di estendere di 6-7 mesi la durata di questi mandati. L'altro tema appunto è la consulta, che però, ripeto, molto poco probabile a mio avviso che dica che si deve togliere il limite dei mandati. Senta Tosi, l'ultima domanda, poi la lascio. Si vocifera qui da noi nel Veneto che la regione rimarrà ancora una volta alla Lega, non sarà magari più Zaia ma sarà un altro leghista, e così vale anche per la provincia di Treviso, non sarà più Marcon ma sarà un altro leghista. Le risulta, cosa ci dice? Beh, noi sentiamo tante voci, ma abbiamo già di sentire anche chi è il governo, chi fa parte del governo, visto che si deciderà a Roma tutti assieme. Prego Tosi, poi la lascio. Beh, allora, per quanto riguarda la provincia di Treviso, il fatto locale, perché per adesso, finché non viene fatta una ulteriore riforma, le province vengono elette dai amministratori locali, quindi dai consiglieri comunali e dai sindaci delle rispettive province, quindi è un fatto totalmente locale e deciso dalla politica locale. Quindi sulla provincia di Treviso non mi esprimo perché, ripeto, non è un fatto di portata nazionale o regionale. Per quanto riguarda invece il governatore del Veneto, se sarà leghista, se sarà espresso da Fratelli d'Italia, che a oggi secondo me rimane l'ipotesi più probabile, perché Fratelli d'Italia oggi sia alle politiche che alle europee è larghissimamente il primo partito del Veneto, quindi ma sarebbe normale che chiedendo, dopo non so come va a finire, però insomma se chiedessero la presidenza del Veneto potrebbe anche essere una richiesta ragionevole, visto che sono il primo partito loro. Dicevo quindi che sia Lega, che sia Fratelli d'Italia, che sia Forza Italia lo decideranno, i 3 segretari prima aspetteranno a vedere cosa decide la consulta. Fatto questo, decideranno chi candida chi dove, cioè praticamente se la Lega esprime quello del Veneto, allora Forza Italia magari quello della Campania, e in Puglia e in Toscana Fratelli d'Italia, oppure Fratelli d'Italia prende il Veneto, la Lega esprime la Toscana, noi la Campania. È un equilibrio nazionale. Ci sono 6 regioni che vanno al voto contemporaneamente e quindi i 3 leader del centrodestra dovranno trovare un equilibrio nazionale, perché è l'unico modo per trovare una sintesi, non la puoi fare su una sola regione, la fai su tutte e 6 messe assieme. Ecco, più chiaro di così non poteva essere l'europarlamentare Flavio Tosi, nonché coordinatore regionale di Forza Italia. Chi vedrà a questo punto, dobbiamo dire così, perché i giochi non sono ancora stati decisi. Grazie veramente, grazie, buon lavoro e grazie per il supporto che darà a questa associazione italiana familiari vittime delle strade per un problema e soprattutto una sicurezza che riguarda non solo noi ma tutta l'Europa e direi tutto il mondo. Grazie veramente Tosi di essere stato con noi. Avvocato, cosa dice, come ci saluta e cosa si aspetta? Ecco, abbiamo sentito che c'è una certa vicinanza della politica su questo tema molto importante che è la sicurezza con la tecnologia che abbiamo a portata di mano. Prego. Ma guardi, io chiuderei in questi termini perché siamo veramente davanti a un fenomeno sociale. Quello che noi ci auguriamo è che ad ampio raggio vengano avanzate delle iniziative finalizzate a introdurre una detrazione fiscale del 50%, ad esempio, o con un massimo fino a 500 euro, per l'acquisto di gilet
airbag certificati ed omologati, prevedere sconti assicurativi per chi utilizza questi dispositivi, al pari delle cassette Unibox che vengono installate nelle macchine, che servono a registrare i crash controllati dal satellite. Quindi è diciamo che questo sistema aggraverebbe più sulle compagnie assicurative che non sullo Stato, e quindi con un risparmio di natura economica, e poi avviare delle campagne di informazione e formazione con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proprio in tema di utilizzo dei gilet con airbag, perché l'investimento in sicurezza passiva rappresenta una strategia assolutamente efficace, sostenibile ed urgente per ridurre non solo le vittime, ma anche i costi sociali e sanitari derivanti dagli incidenti stradali. Per cui davanti a questo problema non possiamo sottrarci dal vincere, o quantomeno lottare per vincere questa battaglia. Grazie veramente all'avvocato Giuseppe Incardona, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, di essere stato con noi. Ecco, noi ce la mettiamo tutta per far capire l'importanza anche della risposta politica, e penso che un po' alla volta riusciremo a farcela. Grazie avvocato, le manderò la mail del coordinatore Flavio Tosi, in maniera così vi scambierete i numeri e le cose. Grazie avvocato, buon lavoro, grazie. Pubblicità. Presento tre ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Rossella Maccà, docente di lettere, che dopo presenterà con delle iniziative bellissime. Hanno portato anche delle cose, poi tireremo fuori in diretta come piace alla Mirella. Sono delle cose pregiate, a mio avviso molto belle. Saluto anche il dottor Mariano Carretta, psicologo, psicoterapeuta, di essere con noi. Grazie anche a lei, grazie. Dottor Carretta. E saluto anche Silvia Peruzzo, naturalista e consulente tecnico ambientale. Non ci facciamo mancare niente questa mattina, penso proprio di no. Allora partirei proprio da lei, professoressa Maccà. Tanto cosa ci ha portato? Sì, perché siamo anche curiosi, no? Prego. Certo. Noi, come siamo soliti, quando ci incontriamo con enti, istituzioni, associazioni, portiamo un dono che è un sasso decorato. Mirella, se possiamo farglielo vedere. Abbiamo creato una fabbrica dei sassi proprio. Che bello! E su un lato del sasso c'è un'immagine proprio ispirata alla natura. Così lei qua, che belli! E nell'altro lato c'è una frase che richiama proprio l'importanza della natura e di tutelare la nostra natura. Li facciamo vedere perché sono bellissimi, adesso la regia li inquadrerà bene. Professoressa, perché questa idea e perché così forte il bisogno di natura, di green, di sostenibilità, di verde, di spazi, di armonia, di gentilezza da parte sia della popolazione diversamente giovane, ma anche dei giovani e dei bambini? Ecco, noi dobbiamo puntare su questo, perché purtroppo, intanto grazie, bellissimi, gli esempi che abbiamo non sono tanti, ma sono negativi al massimo. E se non fermiamo questi esempi in tempo, questi esempi come le mele, se non togli le mele marce, danneggiano tutto l'albero. E questo sta avvenendo. Non si capisce se per paura di affrontare l'argomento, perché non si hanno le risorse, perché bisogna investire, ma io penso che le risorse potrebbero esserci, basta la volontà, oppure se c'è quel famoso mi giro dall'altra parte, perché così non vendo, non sento e non parlo. Professoressa, cosa dice? Guardi, io dico questo, che il Ministero sono 25 anni che mi chiede di fare progetti su acqua oro blu, su sviluppo sostenibile, sull'importanza proprio dell'Agenda 2030 con tutti i suoi vari goal, con tutti i suoi vari obiettivi, progetti sulle zone di riserva naturale.
sociale, progetti su la necessità di essere responsabili, lungimiranti, progetti sul senso critico da coltivare nei ragazzi fin dalla scuola secondaria di primo grado, quindi dalle vecchie scuole medie. E come insegnante, di fronte alla vicenda per la quale siamo qua a parlare, io veramente mi sento da una parte amareggiata, dall'altra però anche delusa, ma con la voglia di fare la mia parte, di fare qualcosa. Nel senso che non possiamo pensare lo faranno gli altri, lo faranno le istituzioni. A volte anche noi cittadini dobbiamo avere il coraggio, la forza, il tempo, ma anche l'amore per la nostra terra, per i nostri ragazzi, che spesso vengono definiti ragazzi orizzontali, ma che hanno bisogno di adulti lungimiranti, adulti responsabili, adulti che facciano loro capire che ognuno nel suo piccolo può fare la sua parte, ed è per questo che siamo qua oggi. E la ringrazio, e vi ringrazio veramente. Silvia Peruzzo, cosa dice? Come commenta le parole di Rossella Maccà, questo coinvolgimento, una cittadinanza attiva, una cittadinanza che si mette in prima linea, che cerca di dare più che di ricevere. Noi dobbiamo fare questo, se vogliamo salvare questi ragazzi dobbiamo dare loro la forza di rialzarsi, perché noi li vediamo in piedi ma sono per terra, ed è una terra molto pericolosa, stanno sprofondando e noi dobbiamo tirarli su. Abbiamo le forze, abbiamo il mondo dell'associazionismo, del volontariato che può fare questo, ma siamo divisi, non ci conosciamo neppure tra di noi, tutti facciamo tutto e non facciamo niente perché troviamo il ragazzo solo, diversamente giovane solo, questo cemento che aumenta. Prego, dottoressa. Sì, allora, diciamo che stiamo parlando di un aspetto importantissimo che è venuto a crearsi a margine del lavoro che abbiamo iniziato come comitato, no? Questo comitato che nasce spontaneamente proprio per far sentire forte la voce dei cittadini, dei nonni, dei papà, preoccupati per il futuro della terra che dobbiamo lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti, che, come vorrebbe un bel proverbio, dovremmo lasciarla migliore di quella che abbiamo trovato, no? E la cosa molto bella, come stava dicendo lei, è che si è creato un legame, anche come diceva Rossella, un'energia intorno a questo lavoro, per cui stiamo collaborando, sfondando porte, abbattendo chilometri di distanza, anche se qualcuno magari non è in presenza fisicamente lì tutti i giorni, e ci stiamo conoscendo e aprendo e mettendoci nelle mani di uno dell'altro in base alle capacità che uno ha, alle esperienze professionali che ha maturato, al curriculum di studi che ha compiuto, e ognuno costruisce un pezzettino di questo puzzle che ci sta facendo arrivare anche a interloquire a livelli più importanti di associazioni sia locali sia regionali che nazionali, che stanno proprio prendendo a cuore la nostra preoccupazione, ma anche poi a livello politico. Ed è bello che tutto questo nasca proprio con una forma di volontariato molto partecipata, molto sentita, molto positiva. E credo che sia anche bello, ne parlavo con Rossella e con i colleghi qualche giorno fa, una riflessione a margine delle nostre riunioni, che comunque con il nostro impegno stiamo anche già dando un messaggio forte ai nostri figli, ai ragazzi che ci vedono, ai nostri alunni, di che cos'è il senso civico, no? Di che cos'è questo impegno per un bene che va oltre il nostro bene, il nostro benessere piccolo, ma che è un bene per la collettività. Abbiamo cominciato quasi per scherzo con questi sassi che sono importantissimi per noi, perché sono sassi dell'Astico, del nostro territorio, del fiume Astico, che spostandosi nella pianura dell'Alta Vicentina, spostando il suo corso durante il periodo post-glaciale o interglaciale, ha formato quello che sotto i nostri piedi è importantissimo ed è un acquifero, il più grande acquifero dell'Europa occidentale, che contiene migliaia e migliaia, milioni di metri cubi di acqua potabile. Quindi
il sasso che gli abbiamo consegnato dipinto, che abbiamo consegnato anche in provincia con i nostri interlocutori quando ci incontriamo, è come dire: guardate che vi portiamo un pezzo di Montecchio. Montecchio ha avuto la sua fortuna in questi sassi perché è un territorio ricco d'acqua, ed è anche stato poi scavato molto per questi sassi, per questi ciottoli di ghiaia, ed è un pensiero tangibile di quello che noi siamo e di come vogliamo essere concreti noi con la nostra azione del comitato, che ha raggiunto quasi 4.000 aderenti, no? Tra giovani, meno giovani. Sono numeri importanti, fa bene a dirlo. Grazie. Sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Carretta, ecco, come commenta questi interventi, questa voglia di far capire che ancora c'è uno certo spazio anche di lavoro, di possibilità di recuperare la società, perché noi parliamo di società, non possiamo parlare di età, perché tutti sono, è la società che è in crisi. Prego, dottor Carretta. Allora, io quando sono venuto qui pensavo di dover spiegare come funziona questa nuova industria insalubre di prima categoria, però mi trovo di fronte a Mirella che invece sfonda una porta aperta col sottoscritto quando parla di ragazzi e di giovani, visto che il mio lavoro è stato per tanti anni, adesso sono in pensione, ma lavoravo con giovani e ragazzi e sinceramente capisco la sua preoccupazione rispetto all'evoluzione della nostra società. Però i giovani sono nostri figli, quindi noi dobbiamo essere cittadinanza attiva, noi dobbiamo non fare le prediche, ma agire, dare l'esempio, e questo del comitato è un esempio, perché purtroppo io vedo tanta indifferenza, un po' su tutto. Allora, c'era indifferenza anche in questo progetto. Questo può essere l'esempio dell'indifferenza che c'è tra i cittadini, della non conoscenza, e il comitato nasce per superare questo, per superare l'indifferenza, per dare delle informazioni, per provocare delle discussioni, perché noi come comitato non pretendiamo, come dicono alcuni che conosco, di avere la verità in tasca, però vorremmo poter confrontarci, discutere, e siamo qua per questo. Perché i giovani devono sviluppare un senso critico, non adeguarsi alle mode che cambiano ogni giorno, dovrebbero loro riuscire. Però se noi adulti non siamo in grado di fornire, al di là delle nostre prediche, discorsi, convegni e tutte queste cose, degli esempi concreti, la cosa cade. E allora noi siamo qua proprio per fornire un esempio concreto del fatto che cittadini che si impegnano, che vogliono capire, e soprattutto si preoccupano della salute prima di tutto di questi cittadini, perché come diceva Silvia prima, cosa lasceremo noi in eredità ai nostri figli, ai nostri nipoti? Cosa lasceremo in eredità di buono? Allora io sono sempre stato in un'azienda sanitaria, se non mi tuffo adesso in questa situazione in cui la salute viene prima di tutto, in fin dei conti il nostro comitato non era per dire no una cosa sì un'altra eccetera, il nostro comitato è tuteliamo la salute, la nostra preoccupazione è la salute dei cittadini. Vede, dottor Carretta, quello però che passa come messaggio sono le mamme NoFAS che io ho avuto ospiti, siamo in contatto. I dottori per l'ambiente che io ho avuto ospiti, che hanno fatto delle ricerche e sono molto preoccupati. Ecco, che uno voglia capire o non voglia capire, però la verità è questa. Perciò io penso che la cittadinanza attiva serva a questo, a far capire che non siamo invisibili, che non siamo fantasmi, ma che ci siamo, che stiamo lavorando e che li stiamo pressando. Chi pressiamo? La politica, quella politica che non ascolta, quella politica che dovrebbe investire su un bene comune che è la società, i servizi alle persone, questo vogliono i cittadini, servizi alle persone, non chiedono la guerra, non chiedono le armi, chiedono di dare più servizi. È una popolazione che sta diventando sempre diversamente giovani, questi ragazzi che iniziano a parlare di anoressia a 9 anni, che si drogano a 12 anni, perché anche la scuola non è in grado di intervenire. Anche voi siete con le spalle al muro, ecco, abbiamo dei genitori che dovrebbero andare a scuola, iniziare dall'asilo per arrivare poi anche
oppure a scuole molto più alte, perché non ci siamo proprio. Quando io sento i sindaci che portano degli esempi, abbiamo trovato questi ragazzi che lanciavano i sassi, Mirella, e dei genitori, non tutti, ma dei genitori hanno detto: qual è il problema alla fine? Non vorrete mica indagare mio figlio per questo? Oppure quel sindaco che dice, nonostante il video che faccia vedere suo figlio che sta imbrattando un monumento, dice: questo non è mio figlio, come ti permetti? Capisce che c'è tanta strada da fare. Allora dobbiamo mettere prima all'angolo il genitore e poi recuperare il figlio, perché da solo non ce la fa, e la scuola deve fare anche questo. Se io non ho la fortuna, prof, di avere quei genitori, di avere quella scuola e quel dirigente, io perdo il senso della vita. E dietro l'angolo ho il nemico che lo incontro subito, il quale mi attira, perché ho anche un'età dove l'adrenalina la posso sviluppare in vari momenti, in varie cose, e la scuola deve fare questo. La scuola deve uscire, a mio avviso, da quella che è la didattica che si può fare al mattino, e al pomeriggio deve intervenire. Devi intervenire e recuperare questi ragazzi. Cosa vuoi fare? Dipingere, suonare, ristrutturare. Dimmi quello che vuoi fare, ma fallo. Dobbiamo farli diventare protagonisti, se no io sono convinta che li perderemo. Prego, prof. Condivido in pieno quello che lei ha detto, le faccio un esempio. Noi a scuola il pomeriggio, a volte con i miei alunni, ci fermiamo e facciamo un corso di mindfulness, di consapevolezza, perché nella vita è necessario avere consapevolezza di se stessi e di quello che ci circonda. Quindi nel nostro piccolo stiamo cercando di farlo questo. Dobbiamo coltivare consapevolezza, senso critico, per riuscire a leggere la realtà e quello che accade nella realtà, e anche un po' di principio di precauzione, no? Per questi giovani, capire come le nostre azioni nel piccolo e nel grande possono portare a delle conseguenze, che possono essere conseguenze piccole o conseguenze notevoli e impattanti. Piccole azioni possono avere la conseguenza di 1 o 2 giorni, altre azioni potrebbero avere conseguenze di centinaia o migliaia di anni. A scuola impieghiamo molto tempo proprio nel riflettere sul rapporto cause-conseguenze. Poi nella realtà di tutti i giorni mi pare che a volte l'uomo non sia così attento, così proprio lungimirante. Lungimirante è una parola che a me piace tanto e che ritorna spesso nelle carte del nostro comitato, perché vuol dire guardare distante. Non si può basarsi sul guardare quello che accade, che è accaduto in passato, che non si può, insomma, quello è, si potrà ogni tanto migliorare, ma più di tanto non si può toccare. Possiamo vivere nel presente e poi vivere nel presente però con consapevolezza, con lungimiranza riguardo al futuro. Ecco, e quindi a volte ci sentiamo un po' presi in giro, noi che siamo stati degli educatori, no? In senso lato, questa miopia che vediamo davanti ai nostri occhi anche riguardo a questa questione che a noi proprio preoccupa molto come semplici cittadini, come cittadini innamorati del loro ambiente e della loro natura, e che non ritroviamo le stesse preoccupazioni in chi c'è vicino. Però questo non ci fa demoralizzare, di sicuro. Ci mancherebbe, anzi, però dobbiamo fare squadra, dobbiamo unire le forze, perché da soli non si va da nessuna parte. E siamo una bella squadra. E siamo una bella squadra. Andiamo a vedere questo comitato Montecchio pre-Calzino, poi lo commentiamo anche con Silvia e sentiremo come dice, cosa ci dirà la nostra Silvia, che ha parlato così bene e molto chiara, come la prof e anche il dottore. Andiamo a vedere. Sì, vai. Ecco qui vediamo le slide. Allora chi commenta? Ecco, commenta lei, Silvia Peruzzo? Sì, allora, il comitato, come dicevo prima, è nato spontaneamente, no? E mettendo insieme non solo i cittadini di Montecchio, ma anche i cittadini dei comuni contermini, perché purtroppo quando si va a creare una struttura, un impianto industriale, una strada, una ferrovia, l'impatto di quella struttura non rimane all'interno del confine amministrativo del comune, ma l'inquinamento va anche oltre, no? Le conseguenze, come dicevamo prima, vanno anche oltre, anche soprattutto nei comuni contermini.
Il nostro comitato quindi è sorto dall'unione volenterosa di cittadini anche di Sarcedo, di Montecchio, di Villaverla, di Due Ville, e mano a mano se ne stanno aggiungendo sempre di più, perché mano a mano la gente capisce proprio l'impatto che ha. E è un comitato apolitico, apartitico. L'unico obiettivo che noi ci poniamo è la tutela della salute e dell'ambiente, e questo è trasversale a qualsiasi forza politica e amministrativa. Allora, le adesioni al comitato, queste non sono dati aggiornati, le posso dare i dati aggiornati a ieri. E noi raccogliamo delle firme di supporto al comitato, di adesione e di condivisione dei nostri obiettivi, sia in modalità cartacea, e quindi abbiamo del personale nostro che va casa per casa a spiegare il progetto in occasione delle assemblee, delle riunioni, raccogliamo sempre nuove persone che ci vogliono sostenere, sia anche abbiamo attivato una procedura di raccolta firme online che, se volete anche sostenerci, ben venga. La firma è gratuita, non prevede nessun costo, e a ieri siamo a quasi 4.000 firme, quindi stiamo raggiungendo una piattaforma impensata, insomma impensabile. Ci ponevamo come obiettivo meraviglioso quello delle 3.000, e invece vediamo che la sensibilità nei cittadini c'è ed è forte, vogliono sapere, vogliono conoscere, e a loro volta si fanno promotori verso altre istituzioni. Questi che stanno scorrendo sono le foto degli impianti attuali in lavorazione in via Terraglione 50, quelle montagne di sabbia che vedete sono sabbie da fonderia, che vengono trasportate qui appunto dalle fonderie prevalentemente del Vicentino o del Veneto, per essere poi lavorate, lavate oppure preparate per nuovi processi industriali. Vengono tolti quindi tutto il nichel, il piombo, altre leghe, altre sostanze che circondano, chiudono il granellino di sabbia. E quello che vuole fare l'azienda oggi è ampliarsi e non solo più lavorare nelle sabbie di fonderia, ma dire apro un nuovo piano industriale nel sito adiacente, che è in via Terraglioni 44, per quello appunto si chiama T44, e la cosa nuova che ci cade sulla testa, così come una doccia fredda, è che loro chiedono di aprire un'azienda industriale di prima classe, insalubre di prima classe. Allora, le industrie insalubri sono tutte quelle che lavorano sostanze pericolose, tossiche, nocive, e si dividono in prima e seconda classe a seconda del grado di pericolosità. L'azienda che vorrebbe insediare Silva è di prima classe, ovvero quella più pericolosa, perché tratta i materiali, i rifiuti con codice più pericoloso e in quantitativi anche importanti. Stiamo parlando di 32.000 tonnellate all'anno di rifiuti sanitari che qui verrebbero lavorati. Ma accanto a questi rifiuti sanitari pericolosi ci sono anche poi 4 pagine piene di codici di rifiuto, perché ogni rifiuto, una tipologia di rifiuto ha un codice, no? E quelli con l'asterisco, poi lo vedremo, sono quelli pericolosi. E accanto a questa lavorazione, eccoli qui, li vedete, no? Tutti quelli evidenziati in giallo sono rifiuti pericolosi che l'azienda chiede di poter non solo lavorare ma anche di trattenere qui. Quindi arriverebbero rifiuti che non vengono trattati qui, ma semplicemente stanno in deposito temporaneo, stoccaggio temporaneo, parcheggiati fino a 12 mesi, per poi essere inviati ad altri siti nel Veneto o in altri territori, per essere opportunamente lavorati o smaltiti o inceneriti. Grazie, molto chiaro. Devo interrompere, se no non ce la faccio col tempo, fa intervenire anche gli altri ospiti. Allora, dottor Caretta, quello che però traspare è che la storia non ha insegnato niente. Questo è alla fine il punto della situazione. Le guerre continuano ad esserci, i morti sono sempre gli stessi, sono i civili principalmente, che non c'entrano assolutamente niente, armi sempre più sofisticate e devastazione dell'ambiente. Questo è quello che noi vediamo. Non pensa che
questi ragazzini, queste ragazze, queste persone stanno andando fuori di testa proprio per i messaggi negativi che arrivano. Cioè, io mi comporto bene perché quando vedo che quello che dovrebbe comportarsi bene, tenere a cuore la mia salute, il territorio sta andando da un'altra parte solo per il dio denaro, per il business, per la supremazia. Capisce che io sono fragile e sensibile, sento questo. Oltretutto, se vivo una fragilità incredibile all'interno anche della mia famiglia, che non c'è più la famiglia tradizionale. Io ho studenti qua, tutti quanti dicono: sa Mirella, non ho la famiglia tradizionale. Mi sono adattato, mi dicono. Ecco la parola che sento, prof. Mi sono adattato. Dobbiamo adattarci. Vuol dire che tu subisci. Non è che sei contento di quello che succede. Non pensa, dottor Caretta, che se continueremo con questo obiettivo di allargarci sempre di più, questo è solo mio, guai chi me lo tocca, invece di aprirci, di chiuderci, stiamo danneggiando tutti, ma soprattutto le fragilità. Prego, dottor Caretta. Allora, purtroppo stiamo vivendo in un'epoca in cui sembra che più che, diciamo, l'associarsi, lo stare insieme, sia dominata in qualche modo dal differenziarsi. Ragazzi che stanno crescendo per definizione hanno una personalità fragile perché si stanno formando e formano le loro personalità sulla base degli esempi che hanno davanti. Purtroppo noi oggi abbiamo degli esempi a livello macroscopico di divisioni, di guerre, di investimenti su strumenti di morte. Anche il discorso del riarmo, quando sappiamo bene le carenze della sanità piuttosto che le carenze della scuola, ma è chiaro che i ragazzi che si stanno formando pensano che la cosa più importante adesso sia armarsi per difendersi da non so cosa, piuttosto che pensare alla propria salute, pensare al proprio futuro. Allora, personalità fragili, ma non tanto fragili, personalità che si stanno formando, assorbono questo. Poi mancano, al di là delle famiglie divise, ricostruite, eccetera, mancano delle figure di riferimento. Se noi pensiamo ai nostri personaggi televisivi, nascono oggi, muoiono domani. Trasmissioni televisive in cui vengono proposti. Ecco, io ad esempio come psicologo penso che una delle trasmissioni, non so se posso fare il nome, no, non lo facciamo? Più diseducative è quando uno va in trasmissione, indovina un numero e vince 100.000 euro. Allora dice: perché io devo impegnarmi a scuola, devo impegnarmi nella società, devo impegnarmi nel lavoro per guadagnare i 1.000, 1.500, 2.000, quando basta scegliere il numero giusto e mi trovo 100.000 euro. O diventare influencer, faccio presto. Eccola là. Allora, purtroppo la nostra società in questo momento propone dei modelli sicuramente non costruttivi, che non aiutano a crescere, che anzi li mettono chiaramente in difficoltà, dove tra l'altro le regole sono un optional, si può fare tutto viene in qualche modo anche giustificato. Quando io lavoravo come psicologo a volte mi dicevano: ma voi tendete a giustificare per la storia della persona tutto quello che succede. No, noi cercavamo di capire, ma non di giustificare, mentre adesso mi pare che si passi a giustificare un po' tutto quanto, e questo non è educativo. Allora, proprio volevo dire anche a voi tutti, ma soprattutto anche alla professoressa e anche a Silvia e anche a lei, dottore, che noi abbiamo cercato nel nostro piccolo di fare quello che state cercando di fare voi. Abbiamo creato, e vediamo la locandina, il villaggio delle associazioni. Tutte quelle associazioni che pensano di riuscire a dire qualcosa, a far capire che assieme si vince e non divisi. Associazioni che ce ne sono tantissime, ma non si conoscono tra di loro, non interloquiscono tra di loro
i ragazzi a questi tavoli non ci sono mai, se la fanno e se la godono, se fai parte del cerchio politico fai parte del tavolo, se no non fai parte. I ragazzi non li vedo da nessuna parte, tante manifestazioni, tanti tavoli, ma loro non ci sono mai, dovrebbero essere loro i protagonisti. Allora abbiamo pensato di fare questo. Se siete liberi io vi invito a venire a vedere. Ci siamo. Ecco, 100 associazioni, ecco, io non ho il numero perché la sta seguendo un'altra persona. Per far capire l'importanza di stare assieme. Non c'entra lo sport, la cultura, la sanità, il diversamente agili. Noi dobbiamo lavorare tutti assieme per un bene comune, perché la politica, se ci vede divisi, ci sfrutterà sempre, come ha fatto in tutti questi anni, e noi ci ritroviamo senza ragazzi perché non ci conoscono, non si fidano, perché ne abbiamo visto di tutti i colori anche nel mondo delle associazioni e del volontariato, perciò noi dobbiamo un po' alla volta andarli a prendere. Dove? Nelle scuole. Tu fai la didattica al mattino, al pomeriggio se vuoi rimani all'interno e fai qualcosa, se no ti porto a vedere il mondo dell'associazionismo. Cos'è? Come si comporta? Cosa fa? Perché loro devono diventare protagonisti. Cosa ne pensa, prof? Io sono assolutamente d'accordo con le sue parole. I ragazzi devono diventare protagonisti e quando si chiede loro di diventare protagonisti lo sanno fare benissimo, però devono avere davanti degli esempi e degli esempi pieni di entusiasmo però. Ricordo, non so, ad esempio ho un figlio io di 14 anni che è agonista di tennis e la sua allenatrice l'aveva invitato a seguire un gruppo di ragazzi diversamente abili il pomeriggio sui campi da tennis. E questo ragazzino a 11 anni si è messo ad andare a fare volontariato sul campo da tennis, coniugando la sua passione, che era quello per lo sport, con il poter essere anche utile per qualcun altro, che dopo lui abbia ricevuto molto più di quello che è riuscito a dare. Questo è quasi scontato, sappiamo che funziona così nel volontariato, però è molto importante. Anch'io quando chiedo ai miei alunni di essere protagonisti di qualcosa, loro ci sono, però devono potersi fidare di noi adulti e devono avere degli adulti che vivano il loro essere adulti con anche entusiasmo, voglia di fare e con la gioia che potremo mettere in tutto quello che facciamo anche noi. Allora, anche perché, dottoressa Peruzzo, quello che io vedo quando c'è la raccolta differenziata oppure che queste giornate ecologiche, loro ci sono e lavorano seriamente. Questi centri estivi sempre manovrati dall'alto, mentre dovrebbero essere loro i protagonisti, come si faceva una volta nel cortile. Il più grande controllava il più piccolo, che non si faceva male, dovevano assolutamente stare attento, diventava lui il protagonista, il papà, il figlio maggiore, con i genitori che controllavano dall'alto se tutto funzionava. E se quello grande non guardava bene il più piccolo erano problemi per lui, non per il più piccolo. Però quando io ho un insegnante, dottoressa Peruzzo, e lo dico anche agli altri ospiti, che mi dice, un bravissimo insegnante giovane, sai Mirella, quando noi entriamo in classe è come salissimo sul Monte Bianco. Noi davanti abbiamo tutto, vediamo la fragilità, vediamo il ragazzo che ha avuto problemi nella notte, nella mattinata, vediamo tutto. Il problema è se vogliamo metterci in gioco, se vogliamo capire qual è il disagio di questi ragazzi che sto guardando. E devo dirlo, Mirella, che purtroppo non vedo molti insegnanti che fanno questo. Per paura, non lo so, però se non facciamo questo cambiamo lavoro. Cosa ne pensa di questo insegnante che ha avuto il coraggio di dire questo davanti alle telecamere? Noi ogni mattina saliamo sul Monte Bianco e da là vediamo tutto. Prego. Sposa una cosa che mi sta molto a cuore, che coltivo nel mio cuore. Dico una cosa personale che non c'entra niente, ma visto la domanda che durante il Covid, quando si stava tutti a casa, sa che non si poteva uscire, non si poteva avere vita sociale, eccetera, io mi sono iscritta
all'università telematica e ho fatto ho fatto ulteriori 4 esami che servivano, oltre alla mia laurea, per poter insegnare scienze, chimica, fisica, biologia e matematica alle scuole secondarie di primo grado e al biennio delle secondarie di secondo grado. Perché io credo questo, che insegnare oggi sia una sfida, perché non è solo insegnare, non è trasmettere delle nozioni, ma è fare educazione. E io nel mio piccolo, vengo da un'esperienza decennale di guida naturalistica, quindi ero la guida che accoglieva il pullman di bambini in gita, quindi nel loro giorno più bello, più felice dell'anno scolastico, e li portavo nel bosco, nei parchi naturalistici, eccetera, alla scoperta della natura. Quindi loro sicuramente erano una giornata in cui erano più ben disposti, no? Ad ascoltare, a collaborare, però vedevo che se li facevo toccare con mano, se li facevo capire la relazione tra un elemento naturale piuttosto che un altro, se li facevo capire quello che succedeva in natura e loro potevano toccarlo, se loro avevano questa esperienza diretta e concreta, loro imparano, non lo dimenticano più e farà parte anche della loro formazione personale, non solo culturale, no? La soddisfazione di aver sperimentato una cosa, averla compresa, esserci arrivato. No? Dottoressa Peruzza, devo chiudere perché non ho più tempo, il tempo è tiranno purtroppo, però devo sentire anche come ci saluta il dottor Caretta. Ecco, dopo questi passaggi che abbiamo fatto tutti assieme, ecco, dobbiamo lavorare molto perché c'è chi continua a metterci dei paletti, però dottor Caretta, là il grande problema è la burocrazia, le assicurazioni, i trasporti, tutte cose superabilissime se qualcuno crede nell'obiettivo che è quello di mettersi ad aiutare questa comunità che si è rimboccata le maniche e sta partendo, però prego, non sa se arriviamo, ma intanto siamo partiti. Prego, dottor Caretta. Allora, sì, ritorno a dire che io mi trovo spiazzato di fronte alla signora Mirella perché vengo con le mie cartine e poi mi ritrovo tutt'altro, però è un'esperienza utile per capire e penso che sia utile anche per chi ci ascolta. La cosa importante sarebbe riuscire a recuperare un po' di fiducia nell'altro, in quello che mi sta vicino, un po' di fiducia reciproca tra genitori e professori, perché se non c'è una corrispondenza di fiducia tra adulti, sempre che esempio diamo a questi ragazzi che si stanno formando, se non c'è un po' di rispetto tra adulti, che esperienza facciamo vivere a questi ragazzi qua, che eredità lasciamo al nostro futuro, però in questo io devo dire che le istituzioni purtroppo in questo periodo mancano, sono assolutamente assenti, non incentivano certo questo tipo di iniziative. Molto bella l'iniziativa che fate, noi ci saremo, io ci sarò di persona di questa iniziativa perché ritengo che sia importante socializzare, creare gruppo. Lei prima accennava al cortile di una volta. Io sono nato e vissuto in un cortile e non c'era tanto da preoccuparsi. Adesso i genitori anche in parte giustamente si preoccupano quando un bambino piccolo esce di casa perché non ci sono più i cortili di una volta, le associazioni. Dottor Caretta, cosa era scritto nella sua cartina che voleva dire che magari non ha detto? Riusciamo in un minuto, cosa voleva dire? Volevo dire che il comitato è nato perché, come accennava prima la dottoressa Silvia, c'è questa nuova prospettiva di nuovo impianto, insomma questa multinazionale vuole piantare oltre che sviluppare il trattamento di sabbie da fonderia, che già da anni, da circa 40 anni va avanti, vuole incrementare il trattamento delle sabbie da fonderia e in più inserisce attività completamente nuova nel luogo, dentro delle cave sopra falde acquifere, quelle che diceva la dottoressa Silvia, più grandi dell'Europa occidentale, dove nasce un fiume come il Sile nasce da Risorgive, il Bacchiglione, di sopra, dentro una cava, dentro 2 cave, vogliono piantare questa nuova piattaforma di trattamento di rifiuti ospedalieri pericolosi e con pericolo infettivo, oltre che un deposito. Allora noi come comitato, l'impegno nostro è di informare cosa succede. Qui guardi, questo è quello che è stato presentato questo in provincia dalla ditta, da Silva, la ditta, per avere il via, la valutazione di impatto ambientale, e noi stiamo presentando osservazioni e facendo informazioni perché non parta questo impianto. L'ha spiegato bene anche la dottoressa Silvia, devo dire la verità, veramente grazie dottoressa Peruzzo perché l'ha spiegato benissimo. Come ci saluta, pochissimo tempo, professoressa, cosa vuole dirci? Con quale messaggio ci saluta?
Se ai nostri ragazzi vogliamo insegnare che le loro azioni hanno sempre delle conseguenze, noi adulti per primi dovremmo riflettere su questo. Dovremmo investire sull'ambiente, non depauperarlo ancora di più, dovremmo tutelare la natura e la salute di tutti affinché si possa tornare a giocare in un cortile, ma se l'aria sarà irrespirabile e l'acqua non si potrà più bere, non possiamo pretendere di ritornare a giocare in cortile. Grazie a Rossella Maccà, docente di lettere, grazie al dottor Mariano Caretta, psicologo, psicoterapeuta, che ha spiegato anche lui molto bene perché nato questo comitato, e grazie veramente alla dottoressa Silvia Peruzzo, naturalista e consulente tecnico ambientale, che è stata chiarissima. Grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Benvenuti a Idee in Tavola. Oggi vorrei proporvi un piatto di bucatini a radicchio trevigiano e gorgonzola, un piatto semplice da preparare e gustoso da mangiare. Allora, per questa ricetta useremo naturalmente del radicchio trevigiano, del gorgonzola, un po' di mascarpone, della panna poca e un po' di latte. Iniziamo con il tagliare il radicchio. Il radicchio oggi lo tagliamo in questa maniera. Prendiamo un cespo di radicchio che abbiamo già lavato e asciugato e lo tagliamo a pezzettini piccoli, partendo dalla punta. Quando arriviamo a un po' più di metà del radicchio, ci fermiamo, lo tagliamo a metà e cominciamo a fare delle striscioline fatte così. Vedete? In questa maniera. Queste ci serviranno sia per gustare meglio il radicchio, sia un po' come decorazione. Fatto questo, prendiamo una padella. Prendiamo la padella, ci mettiamo un po' di burro a sciogliere e ci uniamo il radicchio che abbiamo tagliato. Rimettiamo il tutto sul fuoco e facciamo cuocere per 2 minutini a fiamma forte, in modo che il radicchio si scotti e resti bello croccante. Un pizzico di sale e poi questo lo lasciamo in disparte un attimino. Mentre il radicchio si sta cuocendo, noi prendiamo il gorgonzola, lo mettiamo in un'altra padellina, ci aggiungiamo un po' di mascarpone ed un goccio di latte. Eppure questo andiamo a scioglierlo pian pianino su una fiamma morbida in questo caso e creiamo una bella crema al gorgonzola. Vedete, il nostro radicchio è bello croccante. A questo punto gli mettiamo un po' di formaggio ed un po' di panna. Giriamo bene il tutto e spegniamo il fuoco e lo lasciamo lì, mentre la nostra salsa al gorgonzola si sta sciogliendo pian pianino. Vedete, la rimestiamo per alcuni minuti fin tanto che non sarà diventata una crema bella morbida e avrà sciolto tutti i grumi del gorgonzola. Eccoci, nel frattempo i nostri bucatini sono quasi cotti. I nostri bucatini sono pronti, ora li scoliamo e li versiamo nel sugo al radicchio. Giriamo bene il tutto e poi andiamo a comporre il nostro piatto. Non ci resta che comporre il nostro piatto, per cui prendiamo la salsa al gorgonzola, la stendiamo bene sul piatto, poi prendiamo i bucatini, li appoggiamo al centro, eccoci qui, e chiudiamo la ricetta con un pizzico di prezzemolo tritato e 2 foglioline di radicchio crude che danno un po' di allegria a questi bucatini, veloci da preparare e gustosi da mangiare. Signori, buon appetito a voi!